le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que la garra me araña esta suerte. Hey, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olvide fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desafiarles al que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Grazie. Che bella questa musica, che brava Erika Boschiero, ma soprattutto ti fa staccare la spina, un po' di felicità, un po' di gioia, perché veramente non ne possiamo più. Adesso tutte queste liti, vedrete cosa succederà anche in politica, pa famosa Carega, chi andrà a Carega, quello che ha tanti voti o quello che se più vicino all'amico dell'amico dell'amico. Mirella dice così, qui ne parleremo questa mattina, con un trombato di lusso, guardate, un gran bel trombato che io ringrazio e saluto, che è Arnaldo Stefano Piton, sindaco di Medina di Livenza, e come sindaco non ne c'è per nessuno. Saluto anche Luigi Susin, che non è un trombato, anche se fa parte anche lui di Fratelli d'Italia. Però è un imprenditore, parleremo anche di cosa sta succedendo quest'inverno, come vede lui la situazione, che ha il polso della situazione in mano, che non si inventa i numeri, che sente quali sono le difficoltà anche dell'imprenditore, ma soprattutto queste famiglie che fanno fatica a riscaldarsi. Ecco, io ieri avevo il banco alimentare aperto, tanto è vero che sto chiedendo a qualcuno se mi aiuta col pellet, perché non hanno veramente i soldi per prenderlo, per acquistarlo. Siccome l'anno scorso la Savano, e devo dire la verità e ringrazio veramente, mi ha regalato, ecco, mi sembra siano stati 12-15 bancali di pellet, e voi non avete idea la gioia, perché cioè, quando tu non hai soldi neppure per riscaldarti con bambini, con anziani, guardate che è dura, sapete quello che vedo io, sapete che io vi racconto tutto. E saluto anche, vediamo se è collegata, sì, Paola Zannoni, che è
presidente Croce Rossa italiana, però di Belluno. Grazie Presidente anche lei di essere qui, lei sa di cosa sto parlando, naturalmente ha capito benissimo e penso che anche voi viviate la situazione, ma l'ho invitata anche per una cosa, per chiarire cosa sta succedendo. Allora, partirei proprio da Piton. Allora, Sindaco, com'è la situazione? Allora, sempre bello, pimpante, intanto il lavoro c'è, vero Piton? Il pane esce sempre meglio, specialmente dopo qua carica, dopo elezioni ancora meglio. Guardi Mirella, intanto grazie dell'invito, un saluto ai telespettatori. Io ho sempre vissuto del mio, ho sempre lavorato, ho sempre fatto il sindaco e lavoravo, quindi non mi preoccupo affatto. Sono un trombato di lusso ma anche orgoglioso perché nel mio Pitergino, nel mio territorio, che era un territorio, la sinistra Piave molto più piccolo di densità popolare rispetto alla destra Piave, dove avevamo dei dogi, diciamo, quindi partiamo da Bibano che viene giù, c'è Zaia, c'era Roberto Bette, c'era la Brescancin, la Paola Roma. E quindi avevo cavalli di razza nel mio territorio abbastanza importanti, qualche infiltrazione perché poi insomma lo Pitergino, non essendo stato rappresentato per tanti anni, era un po' un territorio dove i politici venivano a cogliere preferenze, però sono come Fratelli d'Italia il più votato in assoluto e questo mi rende orgoglioso perché sono proprio voti miei personali, della mia squadra che mi ha aiutato, che ringrazio anche la mia famiglia perché nonostante le difficoltà insomma e le poche risorse, perché vorrei ricordare che ho investito poche risorse, non migliaia di euro, e quindi è stato per me un risultato importante che ti rappresenta un po' nel popolo, nelle persone, quelle semplici, quelli che lavorano, quelle che hanno le difficoltà e quelli che sentono la difficoltà. Il dado è tratto, come l'ho detto l'altro giorno, secondo me come Fratelli d'Italia abbiamo perso un treno, una ghiotta occasione da poter cambiare un po' i scenari, vedremo come andrà. Gli auguro insomma a chi è stato eletto un buon lavoro e anche al neo presidente Stefani un buon lavoro e che ci concentriamo a risolvere i problemi della gente e dei piccoli comuni che rappresento anch'io. Allora, perché ho detto trombato di lusso, sindaco? Perché lei, oltre a essere sindaco, ha anche un lavoro. Sì. È veramente un lusso al giorno d'oggi poter avere anche un lavoro che molti cercano e non trovano. È difficilissimo, poi parleremo con Susi per l'imprenditoria. Ecco, questa formazione che non c'è, ma non è colpa di sicuro dei ragazzi, qualcuno doveva pensarci prima, programmare prima, adesso si accorgono che mancano le scuole di formazione e hanno dei numeri molto importanti di ragazzi che vorrebbero entrare e non riescono a capire come fare, perché funziona così. Ma ascolta Piton, ma Mirella se pone una domanda. Adesso parlo il dialetto perché mi viene meglio, proprio o senta sta roba. Ma ste persone che c'appa 10 mie preferenze, 8 mie preferenze, che siete moi fuori di suo paese, non sa neanche da dove, chi sei? Ma dove sei che viene tutti sti voti? Che pazza pare un voto, bisogna che te fassi un masso così e sperare anche che te arriva. Ma da dove arrivi tutti sti voti di sta gente, Piton? Beh, deriva semplicemente, questo era chiaro, deriva dal traino Zaia. La gente, io parlando così per i mercati, come tutti quelli che hanno fatto campagna elettorale, la figura di Zaia è ancora una figura forte, è ancora una figura che rappresenta da ormai oltre 20 anni nel Veneto, nella provincia di Treviso. Abbiamo scritto anche il nome, oltre però, che Zaia, abbiamo scritto anche insomma, il cognome. Era già scritto, nel senso che comunque Zaia faceva a traino e tant'è che ha trascinato le figure femminili, insomma, rispetto alle maschili. Era, voglio dire, già quasi scritto questa cosa. Poi la sommità delle preferenze, quello non so, ma un dato che però mi preoccupa è l'astensionismo, perché insomma quasi 1 milione di veneti sono stati a casa e dobbiamo capire bene il motivo. Disaffezione, non gli è piaciuto le ultime beghe politiche, non gli è piaciuto le linee decise ultimamente, questo non lo so, dovremo capire. Bene, io ho le mie idee, però le esporrò nei dovuti luoghi, insomma, politici. Però questo è un fatto che comunque
una buona percentuale purtroppo non sono andati a votare, perché se facciamo i conti Oltre bene... il 50%, scusa. Esatto, perché se guardiamo bene la Lega ha fatto il botto, però meno metà voti rispetto alla volta precedente, e Fratelli d'Italia in realtà ha raddoppiato, anche se poteva essere, dico, un'occasione. Susi, come imprenditore, voi invece dalla parte di chi lavora, chi dà lavoro, chi è in grosse difficoltà in un momento veramente con queste guerre, con il lavoro che manca, pochi soldi, come vede la situazione? Prima parliamo da imprenditore, dopo anche da rappresentante di Fratelli d'Italia. Ma allora, la situazione è una situazione a mio avviso che in questo momento qua è tutto sommato anche positiva, Mirella, perché abbiamo una disoccupazione che è in diminuzione, c'è posti di lavoro per chi ha voglia di lavorare, ci sono. Chiaro che se uno decide di fare un determinato lavoro e non lo trova e si limita a quello, è ovvio che si fa fatica, però specialmente in questo territorio che è un territorio ricco sotto un certo punto di vista, problemi per recuperare lavoro mi sembra di capire che non ce ne siano molti. Il problema è che, come dicevi giustamente in premessa, ci sono dei settori che sono oggi scoperti, vedi il settore mio di termoidraulica, ma se guardiamo elettricisti, pittori, questo settore qua, questi settori qua hanno una carenza di manodopera che non si riesce a trovare, non si riesce a reperire sul territorio. Perché questo? Questo per il semplice motivo che le scuole che ci sono, vedi il Giorgi piuttosto che il Turazza qua a Treviso, hanno grosse difficoltà. Per dire, nel mio settore fanno una classe di 15 ragazzi e quindi vuol dire che ogni anno si diplomano 15 ragazzi nel settore termoidraulico. Col bacino d'utenza che abbiamo nella provincia di Treviso, 15 ragazzi, 15 al Giorgi, 15 al Fermi sono troppo pochi. Quindi io alle scuole, da presidente della categoria, sto cercando di indirizzare questi ragazzi in questo settore qua. Perché questo? Perché di classi termoidrauliche, di termoidraulici ne fanno una, di motoristi, perché i ragazzi ovviamente hanno la tendenza di andare a fare qualcosa inerente ai motori perché piace di più, però bisogna anche capire che dopo la fine della scuola tutti questi motoristi, perché fanno 3 classi da 30 ragazzi, 90 ragazzi, fanno fatica dopo a trovare lavoro. Ma Susi, non è che dobbiamo forse iniziare magari dalle elementari, iniziare a fare formazione, intrigarli? Lo facciamo. Sì, lo facciamo, però non mi sembra che sia... Io parlo con questi ragazzi e molti dicono non nella mia scuola, perché non è che io devo essere fortunato ad andare su quella scuola e avere quell'insegnante o quel dirigente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e quello che mi aspetta di diritto è essere intrigato e imparare. Può essere che una cosa non mi piace, ma un po' alla volta con la squadra, con gli amici, magari vengo intrigato. Mi sembra che si faccia molto poco in base alle necessità del territorio. Sentiamo cosa dice anche la nostra Presidente della Croce Rossa, dove invece devo riscontrare, Presidente, che voi siete una delle poche associazioni che avete i giovani. Forse perché li intrigate nel vero senso della parola, li fate diventare protagonisti, perché c'è qualcosa, se voi avete i numeri e gli altri non li hanno, siete più bravi. Ecco, che numeri avete e cosa ci dice questa mattina, Presidente? La ringrazio. Guardi, la Croce Rossa ha questa forte capacità di preparazione e di sensibilizzazione. Forse in un mondo in cui spesso accusiamo i giovani di essere superficiali e di non avere degli interessi, di essere solo votati così allo scrollo del cellulare e niente più, in realtà si scopre che cercando di interessare questi giovani, ad insegnargli anche delle capacità, ma anche capendo che in realtà è importante occuparsi degli altri,
i giovani sanno dimostrare di essere interessati oltre che capaci. Noi abbiamo la fortuna di avere in Croce Rossa, la Croce Rossa è strutturata per avere una sezione propria dei giovani. I giovani si incontrano, organizzano dei progetti e intessono dei rapporti con i loro pari. Si dice si attivano per instaurare un rapporto peer-to-peer, pari a pari, con il loro linguaggio, e parlano ai propri coetanei di problemi relativi alla sessualità, alle buone pratiche della vita quotidiana, a cercare di instillare un senso civico, perché se sin da giovani tutti quanti sapessero come affrontare una piccola emergenza o una grande emergenza, tutta la nostra società diventerebbe più forte, e grazie a questa cultura che riusciamo a trasmettere che anche i giovani riescono a formarsi e trovano l'interesse. Probabilmente, come dicevate voi, bisogna riuscire a trovare il canale dell'interesse, perché non è vero che i giovani siano disattenti, non è vero che i giovani siano svogliati. Io posso portare l'esperienza invece di questa sensibilità che io ritrovo. Infatti in Croce Rossa Belluno abbiamo molti giovani e per esempio la prossima domenica saranno in piazza a parlare delle questioni delle malattie che si trasmettono per via sessuale. L'hanno costruito tutto loro il programma, chiaramente con dei materiali che vengono consegnati dalla Croce Rossa Nazionale, ma se lo sono progettati tutto loro, e quindi dimostrano di essere presenti non solo nella società, ma di aver costruito anche una consapevolezza. Questo è molto importante. Presidente, la ringrazio. Io l'ho chiamata perché mi è capitato un fatto sconcertante purtroppo venerdì della scorsa settimana, dove una signora diversamente giovane, come li chiamo io, aveva chiamato in diretta la trasmissione dicendo: Mirella, mio marito lunedì deve fare riabilitazione, è stato appena dimesso dall'ospedale, la deve assolutamente fare, alle 11 deve essere all'ospedale e non c'è nessuno che venga a prenderlo. Come ho detto io, non c'è nessuno che venga a prenderlo? Ma stai scherzando? Ma hai provato quei servizi sociali? Sì, il medico di famiglia cosa ti ha detto? Il medico di famiglia mi ha detto che lui non sa a chi rivolgersi. Io gli ho detto, qualcuno mi ha detto della Croce Rossa, dottoressa, e lui ha detto: ma io non penso mica alla dottoressa, questo è quello che ho sentito, ha detto: non penso che la Croce Rossa faccia questo trasporto. Allora, cosa ho fatto, Presidente? Ho chiamato la Croce Rossa, sono partita da Padova. Allora, Padova, purtroppo il posto era troppo lontano, mi hanno consigliato di rivolgermi a delle Croce Rosse più vicine. Non faccio i nomi perché li ho già fatti, ma non li faccio più. Chiamo un paese vicino, giustamente la responsabile mi dice: guardi, non è cattiveria, ma noi abbiamo 2 macchine, sono già impegnate, lei capisce che è venerdì e noi non possiamo programmare il venerdì per il lunedì perché è impossibile, non ce la facciamo, abbiamo già pieno. Chiamo un altro paese. Mi dispiace, anche noi abbiamo 2 macchine impegnate, oggi è venerdì e noi per lunedì non possiamo farlo, proprio non ce la facciamo. Allora chiamo i servizi sociali. La responsabile mi dice che c'è stato un qui pro quo, che questi signori non rispondevano al telefono, ecco, non riuscivano a capire le carte che dovevano fare e perciò non si poteva andarli a prendere. Allora io mi sono stancata, Presidente, ho detto: o voi trovate la persona, che sia la Croce Rossa, che sia un volontario, che sia quel che volete, ma andate a prendere questa persona, perché sennò io lo faccio diventare un caso nazionale. Non può essere che perché questi 2 anziani non sono in grado di gestirsi, perché non lo sono, non sapevano neppure il nome dell'assistente sociale, non sapevano neppure dove doveva essere accompagnato, e passare il cerino a queste 2 persone che non sono, e lo ripeto, in grado di gestirsi, guardi, una cosa incredibile. Fortunatamente hanno capito e sono andati a prenderlo, e ora è uscita sia non la Croce Rossa, tramite i servizi sociali, la macchina e il volontario. Ma è possibile non avere la possibilità, voi Croce Rossa, di avere
più macchine, più mezzi, visto l'emergenza che abbiamo, specialmente di diversamente giovani e non solo, dei problemi che voi cercate di risolvere tutti i giorni e vi ritrovate ad avere in un paese, io penso che due sono poche a disposizione sia della macchina ma anche del volontariato, cioè fare più squadra, unire più le forze, perché se capita un'emergenza, cioè se questa persona non chiama Sveglia Veneti in diretta e piangendo chiede perché non erano in grado, cosa facciamo? Ma questo perde la riabilitazione, chissà quando daranno un'altra opportunità, un'altra data, ma il Consiglio dell'Ospedale Stato la deve assolutamente fare. Mi spiega cosa sta succedendo, Presidente? Mi scusi, ma ho citato un caso, chissà quanti ne saprà lei, ma proprio noi abbiamo il mondo, alla fine non lo abbiamo. Prego. Allora, la questione è questa, la Croce Rossa è un'associazione sostanzialmente privata che si affida per poter svolgere i propri servizi sul tempo libero dei volontari, che nella maggioranza dei casi i volontari non vengono chiaramente pagati. Alcune Croce Rosse, non quella di Belluno, hanno anche dei dipendenti che vengono assunti per rispondere a delle convenzioni che la Croce Rossa sottoscrive con i vari enti, possono essere USL o altri enti amministrativi. Parlo della situazione che conosco, cioè la mia. Noi non abbiamo dei dipendenti, abbiamo solo volontari. La maggioranza dei volontari lavora, presta il proprio servizio il fine settimana. Ci sono alcuni volontari che, perché sono in pensione e sono ancora in salute, e questo è un altro problema del volontariato, perché si sposta notevolmente l'età del pensionamento e quindi la disponibilità di tempo sarà sempre più ridotta. La Croce Rossa è un ente privato sostanzialmente, vive delle risorse che recupera. Ogni comitato redige un bilancio, questo bilancio deve essere un bilancio in attivo e non ha aiuti di nessun tipo dallo Stato. Il caso che voi avete citato e che avete raccontato è un caso che si ripete continuamente nelle nostre zone, così come credo in tutte le zone d'Italia, perché effettivamente manca una rete di informazioni e di sostegno a tutto ciò. In questo caso direi che probabilmente è mancato il medico di base, che non ha saputo indirizzare a chi di dovere la necessità che queste persone avessero bisogno di un aiuto per arrivare in ospedale. Queste richieste a noi arrivano spessissimo, sappiamo in che condizioni versa la sanità pubblica, non riescono a far fronte alle emergenze, figuriamoci alle necessità che possono essere dilazionate o trasferite nel tempo. Non è che la Croce Rossa non è che la Croce Rossa riesca a rispondere a queste necessità. È chiaro che ci deve essere un'amministrazione che sa costruire queste reti per poter rispondere. Cosa costa un trasporto con la Croce Rossa, Presidente? Quelli che lo fanno pagare naturalmente, perché il trasporto si paga, giustamente lei ha spiegato che voi siete prevalentemente privati, poi fate la convenzione ma siete... Solo privati. Esatto. Solo privati. Cosa costa il trasporto della Croce Rossa, Presidente? Che redige un bilancio che deve vedere le entrate e le uscite, ci compriamo le ambulanze, paghiamo gli affitti, manteniamo e poi sottoscriviamo delle convenzioni con l'USL, e queste convenzioni chiaramente ci vengono pagate. Dobbiamo avere delle caratteristiche ben precise per poter sottoscrivere queste convenzioni con l'USL e allora nella sottoscrizione con l'USL rispondiamo dei servizi. Allora, Presidente, devo correre perché le domande sono tante, anche gli ospiti, però è interessante quello che stiamo spiegando, poi bisogna avere anche trasparenza e capire cosa sta succedendo. Se questi due anziani avessero chiamato la Croce Rossa, cosa sarebbe costato il trasporto? Noi chiediamo circa 1,20 € al chilometro, sostanzialmente è un rimborso spese, non di più. Ecco, quello che io avrei chiesto, io avrei detto a questa signora, se mi avesse chiamato, le avrei detto: lei è sicura di aver chiesto al suo medico di base se, visto che avete questa difficoltà, che il medico di base vi faccia una certificazione che avete bisogno di questo aiuto per il trasporto, e attraverso questa indicazione del medico di base che arriva all'USL, l'USL poi
può chiamare Croce Rossa o qualsiasi altra associazione che abbia sottoscritto con loro una convenzione. Questo sarebbe, mi capita spesso che le persone magari saltano il passaggio del medico di base. Questo non vuol dire che riusciamo a risolvere tutti i problemi, ci sono poi delle sacche di situazioni che non riusciamo a risolvere. Le dico solo che se parlo per la provincia di Belluno perché la conosco, se noi un giorno di qualsiasi giorno della settimana decidessimo tutte le associazioni di volontariato di fermare le ambulanze, la sanità andrebbe molto in crisi, perché è molto supportata dalle ambulanze delle associazioni. Come sono contenta di averla ospite, Presidente, come parla chiaro, come si spiega bene com'è la situazione, visto che abbiamo questi problemi e la trasparenza su queste cose non c'è. Ma vede, Presidente, il grande problema, l'ha detto lei, è la rete tra medico di famiglia, ULSS, servizi sociali. Non c'è. Perché queste persone, nel momento che sono state dimesse dall'ULSS e sanno benissimo che persone sono, ecco, cosa hanno bisogno, ci dovrebbe essere in automatico il problema di fare le carte che servono per fare l'esenzione al trasporto. Ma non lo devono fare questi poveri cristi che non sanno neanche da che parte girarsi. C'è qualcuno che dovrebbe già preparare le carte in attesa di questo lunedì che deve fare la riabilitazione, in maniera che se chiama voi hanno l'esenzione, giusto? Perciò non devono pagare niente. Questa cosa non è stata fatta. E a chi passano il cerino? A questo povero Cristo. Allora Rinaldo da Venezia, poi il sindaco Piton. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ho visto l'ultima puntata di ieri. Ho visto l'ultima puntata di ieri. L'ultima signora che ti ha intervistato ieri con Tia Serà la trasmissione. Sì. E voglio dirgli che è signora, che ha detto che si sente sola, non è sola, perché ti ha visto che ti vuole essere mia sorella. Ti ha visto quanta gente che ti ascolta, che può dare darti una mano e che darà col cuore. Va avanti per l'autostrada, non ti sei sola. Vada in giro che ti ha tanta gente che ti vuol bene. E dopo i politici qua, è lavoro. Parliamo del lavoro, ma di quale lavoro? Un lavoro di 1.100-1.200 euro al mese. Un giovane che la mette su famiglia con 1.200 euro, cosa fa? Ma che paga 800 di affitto. Dopo parliamo che i giovani che il 90% che sei padroni di casa, ma con un mutuo che lo paga per 40 anni. Ma cosa stiamo a contargli la gente? Questa miseria, andare per i supermercati a guardare quante scoasse che compra la povera gente. Ma le cose siamo a parlare. Grazie Rinaldo, basta perché non ce la faccio, se no devo rispondere anche agli ospiti, molto chiaro, ti ringrazio anche per il supporto che mi dai, grazie Rinaldo, io faccio vedere quello che è, non è che bleffo o che strumentalizzo, io faccio vedere la realtà, poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni. Sindaco, allora come commenta le parole di questa Presidente che ha il coraggio di dire come stanno le cose? Beh, intanto la ringrazio anch'io per il lavoro che fa, l'ho detto anche in questi 2 mesi di campagna elettorale, il Veneto ha un patrimonio assoluto che sono proprio i volontari, un esercito di 500.000 persone che lavorano, che fanno volontariato gratis, mettono del tempo e qua la Regione dovrebbe anche impegnarsi un pochettino di più perché la burocrazia è tanta e a volte prendono anche delle responsabilità proprie pur di risolvere un problema e questo non è proprio corretto. Guardi, io intanto, se non erro, fra 2 o 3 anni la Croce Rossa compirà 200 anni, quindi è un'associazione straordinaria e meravigliosa e li ringrazio ancora per il lavoro che fanno, però non è assolutamente sufficiente, non è neanche corretto. Guardi, noi nel mio comune ringrazio proprio di cuore i volontari della protezione civile che oltre che fare il vigile fuori dalle scuole, il nono vigile, vengono in casa di riposo, portano gli anziani a fare assistenza, tutto volontariato. Il comune
comune cerca di mettere le poche risorse che fa, ma sono puramente volontari. Ecco, su questo bisogna avere qualcosa di più, e vi spiego perché noi abbiamo gli anziani che non chiedono. Gli anziani nostri sono abituati, come che si diceva una volta, pan e segoia, però piuttosto andare a chiedere qualcosa, dentro casa da soli. dentro casa, perché non si fanno umiliare. L'assistente sociale, le racconto velocemente un fatto che mi è successo a Meduna. L'assistenza è domiciliare, mi chiama: sindaco, c'è sta signora anziana, la stufa pallet non funziona, ho chiamato quelli della ditta, dicono prima della settimana prossima noi non riusciamo a intervenire. Sindaco, cosa posso fare? Mi è venuto in mente che ho un caro amico che in qualche maniera questa cosa le tratta a mezzogiorno. Sì, magari. Sicuramente un amico come Susin è andato in maniera volontaria a casa di questa anziana e gli ha risistemato la stufa, è ripartita, se no rimaneva al freddo per 4-5 giorni. Nadia da Treviso, vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Niente, io volevo dire che tra ULS, assistenti sociali e varie persone non comunicano, non sono una linea diretta, diciamo. Io sono stata operata al seno, ho avuto un'invalidità dell'80% fino al 30 novembre. Dopo, al 30 novembre, ho rifatto, prima del 30, perché l'ho rifatta 15 giorni fa, la visita. In commissione mi hanno dichiarata che sono guarita. Mi hanno levato il pass che avevo dei posteggi e dopo un'altra cosa. Praticamente mi hanno dato l'esenzione che mi spetta già di diritto senza la visita della commissione. Comunque il pass, sono andata, ho telefonato ai vigili e mi hanno detto di rivolgermi al medico di igiene pubblica, Sì. di rifare la carta, la dichiarazione. Quando sono andata dal medico di igiene mi fa: signora, perché chiede il pass? Devo fare ancora terapie, devo ancora a fare esami, chi lo sa per quanto tempo. Mi ha detto: ma cammina, la commissione ha scritto che cammino, ma io ho bisogno mi arrangio, non chiedo niente, un pass. Ma non si vergognano con tutti quei soldi che spendono inutilmente. Non serve, il pass mi serve per andare in Borgo Cavalli e in ospedale, basta, non ho bisogno del pass dopo. E allora adesso devo andare il 6 di dicembre dai vigili che ho già contattato e devo andare. Me l'hanno dato per un anno. Non so, guarda, queste cose proprio mi danno fastidio. E martedì sono andata a fare la terapia. Dalle 8 del mattino sono venuta a casa alle 15:30 perché in tangenziale c'è stato un incidente e hanno prorogato tutte le terapie perché vengono da Castelfranco, sicché quelle delle 8 le hanno fatte alle 11 e così hanno perso anche gente, hanno telefonato che non stassero andare. Allora, anche questi trasporti su gomma, può succedere di tutto, però bisogna che magari il centro di quelli delle terapie fossero vicino all'ospedale, non a Castelfranco. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie, questo è il cittadino che chiama, Susin, che dice le perplessità nel momento che viene a conoscenza di determinate cose, ma prima di fare qualcosa pensano che poi queste cose che decideranno si conteranno, se non sono fatte bene, nel cittadino che usufruirà di questi servizi?
Ma io credo che ci voglia intanto, in primis, ascoltando la signora, un po' di rispetto per queste persone che hanno o stanno così intraprendendo un percorso difficile, no? Quindi la sensibilità di chi è dalla parte di qua del tavolo è anche quella di dire ti diamo il pass, perché la signora, come ha detto, non chiedeva un pass per fare chissà che, ma per andare a farsi le terapie, le visite, come ha detto, problemi a casa riuscire che ha. ad avvicinarsi il più possibile sui posti dove deve andare. Detto questo, spiace sentire sinceramente queste parole, perché la sanità e le persone che la circondano devono essere sicuramente più sensibili ed avere quell'accortezza nei confronti dei malati che purtroppo oggi forse è stata persa. E lo dico perché credo che la sanità, le campagne elettorali che sono state fatte ultimamente, nei giorni scorsi, hanno così posto un interesse particolare alla sanità. Ma la sanità io credo che sia stata demolita, diciamo quello che è, e oggi bisogna riprenderla in mano in maniera seria, in maniera decisa, mettendoci la testa, perché lasciamo perdere i fondi che ci sono, perché la Regione gestisce l'80% del bilancio sulla sanità. Non serve andare a Roma, basta fermarsi in Regione per la sanità. Credo che, ecco, magari nessuno lo dice, ma infatti Stefani, il nuovo presidente Susin, la prima cosa che ha detto è la sanità. A proposito, facciamo anche le condoglianze perché è morta la nonna. Sì, esatto. Ecco, è giusto anche di Alberto Stefani, è giusto anche, vero, facciamo le condoglianze a questo uomo che intraprende un cammino molto particolare e non facile di sicuro con quello che si trova. Ecco, che è veramente è un cammino ardente intero, non è una piccola cosa. Mi associo anch'io, Mirella, alle condoglianze al presidente Stefani, ma volevo concludere nel dire che l'autonomia la Regione del Veneto ce l'ha sulla sanità perché li gestisce i fondi in maniera diretta, quindi oggi dobbiamo soltanto, ripeto, metterci la testa, e credo che il presidente abbia tutte le intenzioni di farlo, la testa in maniera adeguata e corretta per porre il problema della sanità al primo posto. Pubblicità. Sandra da Padova, ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Faccio prima tanti auguri alla signora Nadia, che possa guarire di tutte sta brutta cosa che è capitata e che dopo non abbia più bisogno di nessuno. Premetto questo, complimenti alla Presidente del Croce Rossa perché è stata esaustiva. Poi volevo dire un'altra cosa sulle elezioni, perché avrei tanto da dire, ma il tempo è quello che è. E io credo che una parte di giovani, perché è stato appurato, sia un po' la pigrizia, un po' che non conoscono, non gli interessa la politica, e tanti invece che gli interessa, ma che hanno un rifiuto per quello che succede ultimamente, io credo, e questo è il mio pensiero. Poi io sono sempre stata abituata, Mirella, che si deve andare a votare, perché a casa mia si andava a votare, come ti ho detto ieri, sono andata con quello del bar. Allora, io credo che 5 minuti per andare a votare non sposta una giornata, per quanto uno possa fare, gli orari sono abbastanza elastici. Poi volevo anche dire un'altra cosa, io credo che il Veneto abbia tante risorse. Adesso vediamo se, come ha detto il sindaco, e poi i lavori, Mirella, ha ragione il signore, quello a fianco al sindaco, perché motoristi, però non c'è informazione, c'è poca informazione, come dici te, non c'è una struttura che informi questi giovani, perché non sanno neanche a chi rivolgersi. Poi io ti faccio l'esempio di mio nipote ha 20 anni,
Allora, la mamma voleva, perché è laureata, voleva mandarlo al liceo. L'ha iscritto al liceo, un disastro, Mirella, un disastro. Allora, scuola privata, e là un altro disastro. Adesso fa una scuola professionale, bravo, gli piace. Allora, mica tutti sono portati a fare gli avvocati e non abbiamo ingegneri. bisogno, ci sono gli avvocati. Esatto. Allora io dico, bisogna incrementare. In America, ho sentito l'altra sera, in America imitiamo tanto l'America sulle stupidate, sul Grande Fratello, su tutte queste robe qua. In America lo studente guardano che passioni ha, cosa è portato. Anche qua una volta, grazie Sandra, devo chiudere, se no non ce la faccio. Anche qua si chiamavano applicazione tecnica, almeno vedevi dove eri un po' orientato, ecco, le mani dove si muovevano e la testa. Sindaco, a lei. Beh, guardi Mirella, io... Grazie Sandra, sai, complimenti. Brava la signora perché ha colto nel segno e è molto attenta. Io già dal 2019, quando vado alla chiusura degli anni scolastici, quando magari dalle medie passano alle superiori, dico sempre, cari ragazzi, guardate che se andate a fare un tecnico e poi vi avviate al mondo del lavoro, vi dà altrettanta dignità, vi dà una occupazione, vi dà un'autonomia economica, non dipendete più dai genitori e poi vi dà anche delle soddisfazioni. Poi nella vita c'è tanto altro da fare, quindi come dice Susanna, abbiamo bisogno di idraulici, abbiamo bisogno di falegnami, abbiamo bisogno di muratori, abbiamo bisogno di elettricisti, abbiamo bisogno di panettieri, abbiamo bisogno di gente nel mondo della ristorazione e là il lavoro è quasi garantito. Io penso anche a quelle scuole che sono riuscite un po' a cambiare, tipo l'Epido Rocco, tipo il Brandolini con l'Engim, che avviano i ragazzi nel mondo della ristorazione e quindi per fortuna ne abbiamo, sì. Ma noi ragazzi con buona volontà ne abbiamo, però dobbiamo anche un po' insegnargli la strada, perché non possiamo essere tutti avvocati, non possiamo essere tutti professori, non possiamo essere tutti consulenti o venditori di energia elettrica. Abbiamo bisogno anche di gente che lavora su questo mondo e la possibilità c'è, e anche con dei stipendi Sindaco dignitosi Piton, se la Nadia veniva da lei per il pass, cosa faceva? Beh, io lo avrei fatto subito. Allora, io la signora ho capito le lamentele, ho capito le sue dinamiche, gli auguro tanta fortuna e una pronta guarigione, tant'è che anche io in famiglia sto vivendo queste difficoltà. L'importante, se le hanno tolto la pensione perché è guarita, questo è tanto meglio. Però voglio dire, a una signora che va a fare le terapie, diamogli questo pass, ma stiamo là anche a sindacare, ma qua, ma là, diamogli questo pass. Una volta finito le terapie è giusto che non lo abbia più. Cammina, cioè qui ti danno l'accompagnatoria se te si dritta, allora se te si dritti ti dà l'accompagnatoria, ma ci rendiamo conto quante cose sono da cambiare? Qui stiamo parlando di persone che hanno dei seri problemi di salute, cosa c'entrano? Solo le gambe, cioè se te hai gambe che funzionano anche se ti figlio fa morire, terapia a fare lo stesso. Se posso dire, qua abbiamo i reparti medici che quando devono dare l'invalidità questo tipo ti passano ai raggi X, ti guardano se hai l'unghia, non hai l'unghia. E dopo vediamo l'assegno a quello che non lo merita, vero Sindaco? Che mi vergogno di ieri un sindaco che mi ha detto mi vergogno di dargli l'assegno a sta persona perché può pagarsi tutto. Bravo, allora quindi facciamo due pesi di una misura e questo mi fa veramente girare le palle, perché chi ha realmente bisogno non gli diamo gli aiuti. Susi, allora la politica, adesso sentiamo il Susin politico. La politica mi aggancio all'astensionismo che diceva appunto la signora Sandra prima. Io continuo a dire, se fossi un sindaco sarebbe un disastro, nel senso che per me chi non va a votare non ha diritto di replica assolutamente, cioè uno se va a votare può parlare, se non va a votare deve subire quello che ha deciso chi è andato a votare. Quindi io fossi il sindaco, la prima cosa che direi quando qualcuno mi viene a chiedere qualcosa, di arrivare con la Certo che però se dura andare a votare certe volte. Non importa, non importa. Guarda che se dura andare a votare certe volte. Capisco, però il voto è un diritto acquisito e bisogna esercitarlo. L'ho sempre detto perché comunque. È una cosa che dopo... Magari scheda bianca, ma votare. Ma vai, ecco, questo secondo me è una cosa indispensabile. Per quanto riguarda questa tornata elettorale, purtroppo abbiamo avuto dati che non sono andati come si voleva,
per Fratelli d'Italia. Devo dire che una grossa responsabilità forse è da prendere atto su come è stata gestita, come diceva appunto anche il sindaco Pitton, la campagna elettorale. Oggi ci ritroviamo di fronte a una realtà che purtroppo ci penalizzerà per i prossimi anni. Senta, questo Tevere che era arrivato nel Veneto, però il Piave mormorò non passa allo straniero. Cosa è successo secondo Susi? Che il Tevere è tornato indietro? È tornato indietro, Mirella. Purtroppo qua ci siamo trovati di fronte a una situazione dove, ripeto, non è stata gestita secondo me nel modo più corretto che si poteva gestire. Sbagliato campagna elettorale? Come ha detto Donazzan? Per me si doveva puntare i piedi per avere il candidato governatore, perché Fratelli d'Italia in quel momento là se lo meritava, e avendo il candidato governatore in Veneto le cose sarebbero state completamente diverse, con risultati nettamente superiori a quelli che abbiamo visto. Ora sentiamo cosa ha detto Elena Donazzan, che di politica se ne intende, si era anche proposta come candidata alla regione. Andiamo a sentire, poi andiamo dalla Presidente della Croce Rossa. Il ruolo di De Carlo, che è il coordinatore di questa regione, è in bilico, definiamo. Cosa dice lei? Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. Secondo, il candidato è stato deciso a Roma, ma noi la domanda è: l'abbiamo presentata bene noi una candidatura per Fratelli d'Italia? A domanda precisa, risposta precisa, anzi chirurgica, con Elena Donazzan che di fatto sembra indirizzare al numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, un avviso di sfratto dopo che il partito meloniano è stato doppiato dalla Lega. Quella che si apre in diretta Ring è una crepa che, seppure a livello carsico, già c'era da tempo. Cioè eccessiva sicurezza, vorrei dire sicumera se non andiamo troppo sul dettaglio linguistico, ma supponenza, un po' di superficialità, così uso 3 parole con la lettera S, di una campagna elettorale un po' vissuta frettolosamente. È un j'accuse quello di Donazzan, più volte data come possibile candidata presidente, che apre nuovi scenari e interrogativi per il partito della Premier. Le stoccate sono fendenti, ovviamente politici. Noi come Fratelli d'Italia dobbiamo interrogarci se siamo noi all'altezza di Giorgia Meloni, non essere fedelissimi e basta. Si candida al ruolo di coordinatrice regionale lei? Non sono molto tagliata. Se dovesse interrogare Claudio Borgia, le dirà che io sarei un pochino troppo pragmatica e troppo secca. Un coordinatore regionale deve avere come prima funzione quella della condivisione, dell'armonia e della tanta attività di partecipazione di tutti. Armonia che evidentemente tra i fratelli si è rotta dopo l'apertura delle urne, con i nuovi rapporti di forza tra alleati che non dovrebbero mettere in discussione l'accordo preelettorale sulla giunta Stefani. 4 assessori a Lega, 5 a Fratelli d'Italia, così hanno assicurato già lunedì sia Alberto Stefani che Matteo Salvini. Il presidente Stefani ha detto quello che ha detto ed è una grande lezione secondo me per tutta la politica. Io sono poi un po', diciamo, nella segreteria Stefani sarei un po' un falco. Il riportare a quelli che sono appunto la lealtà di un patto fatto poco tempo fa nei numeri da parte del presidente Stefani mette in buon ordine anche chi magari ha altre idee, quindi saranno questi i numeri per Fratelli d'Italia in giunta. Ci sono poi le variabili territoriali, lo sa bene Dario Bond, Fratelli d'Italia, che a Belluno, unica provincia in Veneto, ha superato nelle preferenze Luca Zaia, dalle Dolomiti destinazione Laguna, un promemoria, sempre via Ring. Io sono un soldato e quindi sto agli ordini del partito e mi metto in fila. Certo è che la provincia di Belluno ha diritto ad avere un assessore importante, poi se sarà montagna o sanità decideranno chi deve decidere.
Allora andiamo dalla Presidente della Croce Rossa, tante parole, promesse, adesso poi vedremo cosa verrà mantenuto. Lei cosa chiederebbe? Ecco, se avessi di fronte Giorgia Meloni o Elena Donazzan ricordiamo che è un'Europa, Giorgia Meloni la Premier, cosa chiederebbe Presidente? Visto che ha proprio le idee chiare su quello che si dovrebbe fare anche con i giovani, lei ha detto molto di più, investire su questi giovani, il futuro è nelle loro mani, prego. Ma sono due le cose che chiederei. Una è chiaramente cercare di rispondere a questi disagi che abbiamo sentito anche dai vostri ospiti, per fare sì che nei momenti di fragilità e di crisi ci sia una risposta certa e che non ci siano persone che vengano lasciate indietro. Lasciate indietro vuol dire che non vengano informate per capire quali siano le possibilità per poter affrontare con una maggiore serenità un momento chiaramente impegnativo. Quindi serve una rete per poter far sì che tutte le generosità, le chiamo in questo modo, dei volontari che si danno da fare per poter aiutare la gente del proprio territorio riescano a essere efficaci ed efficienti. Perché altrimenti sprecheremo questo valore immenso che è il tempo dei volontari concesso per poter migliorare la vita delle persone. E l'altra cosa che chiederei è di puntare molto sulla cultura. Fin dalle scuole dobbiamo insegnare ai ragazzi che è necessario pensare a guardare davanti e non guardare il proprio ombelico. Cioè capire che se noi diventiamo migliori lo diventiamo tutti insieme. Lo diventiamo se riusciamo a far sì che le nostre energie possano essere impegnate per aiutare le persone, per rendersi disponibili e per imparare anche delle pratiche che rendano migliori e possano, nel caso per esempio penso alla capacità di poter usare un defibrillatore, che ormai è un apparecchio che troviamo nelle nostre piazze, saper usare quell'apparecchio, avere la pratica per poter utilizzare quell'apparecchio lì fa la differenza sulla vita e sulla qualità della vita. Molto chiara Presidente, abbiamo Gemma da Vicenza, vai Gemma. Sì, allora ho appena sentito, senta, io ho un cognato che è da sposare e adesso è operato l'intestino, comunque vive in una casa di riposo, no? Ho sentito che il trasporto potrebbe essere gratuito, quello della Croce Rossa, siccome costa più di 40 euro alla volta. E poi il medico della struttura a fare domanda che venga gratuito, perché penso che ha bisogno di più trasporti. È l'ULSS che deve fare l'esenzione, l'ha detto prima la Presidente, tutto parte dalle dimissioni dell'ospedale con l'ULSS. Sbaglio Presidente? Sì, è il medico di base, nel caso in cui l'USL non dia delle indicazioni tante volte è l'USL appena dopo le dimissioni, ma altrimenti è il medico di base chiede all'USL di poter usufruire di un trasporto di una persona che non può con i propri mezzi raggiungere l'ospedale per le terapie e attraverso quella carta poi l'USL magari chiama ancora la Croce Rossa o altre sì, ma per avere l'esenzione bisogna che le carte siano pronte, questa è la verità. Sì, scusi, ma allora è il medico di base e quello della struttura della casa di riposo o all'ospedale? Perché io attualmente il medico c'è nella struttura casa di riposo e quello allora che deve fare la domanda. Chi conosce la situazione del paziente e che ce l'ha in cura, che sia il medico della casa di riposo o il medico di base, certifica l'incapacità o l'impossibilità di questa persona di raggiungere la struttura e quindi chiede sostanzialmente al Servizio Sanitario Nazionale di poter ottemperare a questa necessità. Sarà poi il Servizio Sanitario attraverso l'USL a organizzare il viaggio, magari attraverso le associazioni di volontariato che hanno sottoscritto una convenzione con l'USL. Ecco, molto chiara Gemma, hai capito bene, perciò sono sempre medico della RSA o medico di famiglia, ma se lui è RSA è il medico della RSA che ti deve fare questa esenzione, questa certificazione. Perciò informati bene là, vedrai che te lo diranno, ma sicuro quello che traspare il sindaco.
è che i cittadini non sanno proprio niente a chi rivolgersi. Tanti numeri, tanti ascolti, ma poi alla fine avete sentito Vicenza, Treviso, Venezia. Sindaco Piton. Sì, anche qua è un tema, perché guardate che poi critichiamo tanti, ma gli extracomunitari sono molto più informati, vanno ai sindacati, vengono dall'assistente sociale continuamente. Ma noi altri non siamo abituati, sindaco. No, noi non siamo abituati, dobbiamo imparare e dare. Io nel mio comune... In attesa che impariamo, qualcuno si può muovere. Guardi, io come comune ho aperto un sportello appunto sociale dove la gente può telefonare, dove la gente può chiedere, vengono dati appuntamenti, informazioni dettagliate. Poi lei la sensibilità del proprio sindaco, che non può fare tutto purtroppo con le poche risorse, ma un'informazione appunto corretta e importante. Fatevi anche dei vostri nipoti, dei vostri figli, quando vengono là che hanno dimestichezza con i social, chiedete ai vostri nipoti che sono bravi delle domande e loro ve le cercano, ve le risolvono, perché dovete avere, cari anziani, il coraggio di chiedere i propri diritti, perché se viviamo su un paese importante e democratico e bello come l'Italia, lo dobbiamo solo a voi. Luigi Susin, come ci saluta? Come imprenditore, come politico, come tutti e due? Cosa vuol dire alle tante persone che stanno ascoltando? Io vi saluto con la speranza che la sanità del Veneto venga ripensata e venga ristrutturata in modo breve e veloce. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Con noi Paola Zanoni, che volevo rimanesse, perché volevo, visto che abbiamo ancora Arnaldo Piton, sindaco di Meduna di Livenza, ma anche rappresentante di Fratelli d'Italia, non la vedo più, non la vedo. Eccomi qua. Eccola qua. Ecco, volevo sapere se la Presidente Paola Zanoni vorrebbe chiedere qualcosa al sindaco Piton, visto che è molto vicino a Giorgia Meloni, visto che ha sempre il telefono tutti i giorni, vero, con Giorgia Meloni, lo conosce benissimo. Cosa vorrebbe che dicesse alla Presidente, visto che dice sono Giorgia, sono una di voi, sono mamma? Prego Presidente, poi la saluto. Sì, ma io ripeto, chiederei l'attenzione per queste sacche di fragilità, soprattutto le persone anziane. Noi a Belluno in questo momento stiamo organizzando un progetto che si chiama Ti accompagno, per fare compagnia alle persone anziane. Ci rendiamo conto che questa in questo momento, oltre a quelle che le fragilità di cui abbiamo parlato fino ad ora, è la fragilità forse la più emergente, che diventerà sempre più importante. Le persone cominciano a essere sole perché i figli sono via o perché non hanno figli, e soprattutto per il carattere della nostra popolazione, queste persone sole tendono ad isolarsi dalla società e vengono emarginate. Sono persone che hanno contribuito a costruire questo paese con le loro fatiche, i loro sacrifici, e non meritano certo questa fine, e di queste dobbiamo preoccuparci, perché noi saremo i prossimi ad essere in quelle condizioni. E quindi io chiederei veramente un'attenzione a questa fragilità nuova, che sarà sempre più dilagante da qua in avanti. Grazie. Grazie a lei Presidente, grazie di essere stata con noi, buon lavoro e veramente tanti complimenti. Grazie mille. Allora saluto i nuovi ospiti arrivati. Abbiamo in collegamento Gianni Oliva, giornalista storico, presenterà il suo libro La prima guerra civile. Buongiorno, grazie di essere qui Oliva, veramente grazie, mi fa piacere averla ospite. Saluto anche il professor Antonio Chiarparin, dirigente scolastico emerito, protezione civile, banda cittadina, di tutto e di più, però quello che a Mirella fa piacere, perché mi ha aiutato nella raccolta dei farmaci per i bambini nelle farmacie con la Fondazione Rava. Stiamo appunto recuperando tutti questi scatoloni di medicinali e non solo, che arriveranno al mio banco alimentare a Treviso, in provincia, perciò devo dire grazie al professor Chiarparin di essere veramente stato così vicino, un supporto molto importante, perché 16 farmacie da coprire non è stato facile. Grazie anche a tutte le altre associazioni combattentistiche, all'AIDO, alla Manuela Beni, agli Scout, abbiamo avuto di tutto e di più, perciò grazie.
grazie, ma in particolare questa mattina al professor Chiarparin. Allora, io partirei proprio da Gianni Oliva, giornalista storico. Allora, cosa vede Oliva dal suo importante osservatorio? Che situazione vede? Ecco, questa politica molto litigiosa, molto confusa, anche mentre vediamo le associazioni di volontariato con idee molto chiare, sanno cosa devono fare, come muoversi, come aiutare, sono quelli che mettono le pezze proprio dove la politica non arriva. Prego Oliva. Ma guardi, io vedo una politica molto debole, molto fragile a sinistra e a destra, con la differenza che a destra c'è una capacità di compattamento, almeno c'è stata finora, che permette di avere le maggioranze, mentre a sinistra c'è della divisione. Perché a sinistra il nemico non è mai stato quello che sta a destra, il nemico è sempre quello che è stato meno a sinistra. Di qui una storia come dire, di divisioni e quant'altro. Oggi però credo che stiamo pagando le conseguenze del fatto che all'inizio degli anni 90, per via giudiziaria, è stata buttata via una classe dirigente. Ora, senza niente da dire su Mani Pulite, sulla sua legittimità e quant'altro, ma da storico rilevo che quando si butta via una classe dirigente senza averne una di ricambio, si creano dei guai. L'unico periodo in cui si è buttata via una classe dirigente e le cose sono andate bene è stato durante la Rivoluzione francese, perché nei 2 anni giacobini hanno tagliato tante teste, ma c'era una borghesia pronta a prendere il posto di un'aristocrazia esausta. E così subito dopo c'è stato lo splendore napoleonico. In scenari più vicini a noi non è andata così. Quando l'Occidente ha deciso di abbattere Saddam Hussein, feroce dittatore, ed eliminare la classe dirigente dell'ISIS, della classe dirigente, chiedo scusa, di Saddam Hussein, quella classe dirigente sunnita ha creato l'ISIS. Quando si è abbattuto Gheddafi in Libia si è creata una situazione di disordine in cui credo tutti da una parte e dall'altra rimpiangono la vecchia dittatura. In Occidente, in Italia, è stata cacciata la classe dirigente democristiana e socialista, è stata demonizzata la classe dirigente politica, dimenticando che a fronte di corruzione e di abusi che sicuramente ci sono stati e ci sono, ma ci sono migliaia di amministratori piccoli e grandi che sono onesti e che lavorano per il bene della loro comunità, demonizzando la politica si è allontanata dalla politica la militanza, si è allontanata dalla politica l'interesse dei giovani che non vanno a votare in percentuali altissime. E si è creata una classe dirigente che non è fatta di statisti. Lo statista è quello che pensa alle prossime generazioni, il politico è quello che pensa alle prossime elezioni. E a forza di pensare alle prossime elezioni si va incontro a paradossi. Guarda, io ho fatto l'assessore regionale alla cultura una ventina d'anni fa, qui in Piemonte, in una giunta di centrosinistra. Però non posso non rilevare che per esempio l'estate scorsa la sinistra ha organizzato un referendum contro una legge fatta dalla sinistra e seppur incazzata perché la destra non è andata a votare, ha fatto mancare il quorum. Ma questa non è strategia, questa è follia. Questa legge sul consenso ai rapporti sessuali di cui si sta discutendo in questi giorni, mi pare che sia stata usata strumentalmente in campagna elettorale. Mi pare legittimo che ci si ponga delle domande dal punto di vista tecnico proprio. Io sono un maschio, se sono io che devo dimostrare che il rapporto sessuale è stato consensuale, come faccio? Ecco, allora mi pare giusto che ci si ponga oggi il problema. Mi è parso grave che la settimana scorsa non se lo sia posto nessuno, né a destra né a sinistra. Evidentemente dal punto di vista elettorale era conveniente. Ecco, vedo un po' questa grande difficoltà a fronte invece del grande lavoro che fanno sindaci, in cui francamente mi riesce anche difficile, almeno qui in Piemonte, capire la differenza tra il sindaco di centrodestra e il sindaco di centrosinistra. Mi pare ci sono sindaci e amministratori di buon senso, capaci, pratici, pragmatici,
e degli altri che invece sono... Guardi Oliva, la ringrazio veramente per quello che sta dicendo, condivido con tutto quello che ha detto, ma lo condivido proprio, e grazie di averlo spiegato anche in maniera molto chiara, perché l'importanza è anche farsi capire dalle persone che ascoltano, che sa Oliva, più di qualche volta, no qualche volta, quasi sempre, alla fine ci guardiamo, magari se siamo anche in compagnia, ma tu hai capito qualcosa di quello che hanno detto? No, perché funziona così ormai. Allora forse loro pensano di sapere tutto, di riuscire anche a farsi capire, ma alla fine noi non ci capiamo, siamo in stato confusionale, l'ha appena spiegato lei il perché. Abbiamo Gino da Istrana. Ciao Gino. Sì, buongiorno. Buongiorno Gino, prego Gino. Parlo con Mirella? Sì. Buongiorno signora Mirella, complimenti per la trasmissione, sono appassionato di questa trasmissione. Grazie. Con affetto, le faccio i complimenti. Grazie. Per questa... Allora, il problema che io espongo e vorrei che fosse divulgato anche ai nostri politici. Io è da 46 anni che pago l'IMU di un terreno edificabile, acquisito non con la partita IVA, perciò era a uso familiare. Allora, questa IMU che io pago, vorrei sapere se è una legge giusta o se è estorsione, perché loro mi calcolano non il reddito di quel terreno, ma mettono una tassa per la cubatura. Ma se l'immobile non ha reddito, perché viene tassato la patrimoniale? Punto di domanda. Io ho 88 anni e ne ho sentito di belle e di brutte e di tutti i colori nella politica. Io sto lontano dalla politica, una volta ero appassionato della politica. Perché promettono la canzone che dice i nostri politici promettono, questa è una cosa a parte. Però vorrei dire, perché io devo sottrarre dalla mia pensione 1.000 euro al mese, 2.460 euro all'anno da un patrimonio che non ha reddito? Grazie Gino, un abbraccio, grazie per le parole, per il supporto, veramente vi ringrazio, siete in tanti, guardate, abbiamo creato una famiglia enorme. Allora, prima di passare al professor Chiapparini, giustamente deve rispondere il sindaco Piton. Basta IMU? Sì, allora l'unica cosa che può fare, allora vorrei ricordare al cittadino che su questo tipo di caso il comune, l'amministrazione comunale, il sindaco fa da esattore allo Stato, perché quando ci sono queste riscossioni di IMU riscuote una minima parte, il resto va giù a Roma, giusto per segnalare questo. Cosa possiamo fare? Cercarla di tenere al minimo possibile, come lo sta facendo Meduna di Livenza con grandi sacrifici, e nel prossimo anno dovremmo anche noi ritoccare, perché i costi aumentano e quindi di conseguenza dobbiamo inquadrare i bilanci comunali. Meduna ha anche una casa di riposo che è un patrimonio, ma è anche un costo da gestire se vogliamo tenere i servizi ai nostri anziani importanti, quindi non è facile. Però dico al cittadino che a questo punto, se trova di acquirenti di buon prezzo, che vista l'età che ha, 88 anni, che non si tenga nel groppone, questo per lui è un problema, che la venda e ha risolto il problema. Ma quando possiamo fare, sindaco, purtroppo ma non le sembra che è troppo facile andare a prendere i soldi sempre sulle tasche dei soliti noti, che sono quelli che già pagano tutto, e automaticamente si continua invece a prelevare da queste tasche, invece di andare a prelevare dove veramente ce ne sono tantissimi, ma nessun partito politico, né destra né sinistra né centro, ha mai avuto il coraggio di toccare quelli che hanno tanti soldi, trovando degli escamotage che veramente sono per noi mortali, che paghiamo tutto, che tanti se li prendono, cioè non è che andiamo a ce li prendono direttamente, forse anche prima che arrivino, e siamo anche un po' stanchi. Cioè la politica non dovrebbe avere anche un senso di rispetto per questo cittadino che ormai deve andare al banco alimentare a fare la spesa, perché con 2 stipendi non ce la fa più a sopravvivere, non a vivere, e tutti parlano che stiamo bene, che va tutto bene. Prima si parlava di lavoro, io ho tutti i magazzinieri, sindaco, perché sono tutte quelle anche piccole attività che hanno chiuso, e anche medie attività,
questa gente non ha formazione e dai 35 ai 50 prova a collocarti se sei capace, prova a collocarti. Lavoro ce n'è, ma quale lavoro? Dove? Chi? Dov'è l'ufficio per lavoro? Prego Sindaco, perché so che poi ci deve lasciare. Sì, no, è una realtà che oltre il danno e la beffa, nel senso che molte volte viene diciamo favoriti le grandi industrie, le grandi multinazionali e quant'altro, ma non solo vengono favorite, vengono anche aiutate in qualche maniera. Là bisogna avere il coraggio di prendere decisioni, ma è il discorso che si faceva prima per le regionali. La politica non è fatta solo di accordi, gli accordi ci vogliono per mantenere una maggioranza, però è fatta anche di coraggio, di scelte, di lungimiranza, e la politica, io sono dell'idea che è fatta anche soprattutto per risolvere i problemi dei cittadini, non solo per fare accordi. Quindi ci vuole coraggio, lungimiranza e di fare molte volte delle decisioni che sembrano poco chiare alla popolazione, ma che poi portano dei risultati a lungo andare. Questo cioè il coraggio di scegliere. Sentiamo, devo correre perché il tempo è tiranno. Il professor Chiapparin, allora come commenta le parole che ha sentito, poi interverremo anche su quello che fa lei, professore. Io faccio un discorso didattico. Per insegnare una cosa a un ragazzo, il ragazzo deve capire cosa gli serve, deve capirlo. Se non lo capisce non lo farà mai. In pratica io non so l'inglese, non ho mai imparato l'inglese perché non ho capito a cosa mi serve l'inglese. Punto. Nella mia vita in musica parlano tutti italiano, quindi vado sempre bene, e a scuola in italiano, per carità. Per cui sono d'accordo che bisogna fare scelte anche così che la gente non capisce, ma se riusciamo a far capire che la cosa serve per questo e questo motivo, la gente seguirà di più, secondo me, essendo i ragazzi i futuri cittadini che andranno a votare. E se noi chiediamo un sacrificio e uno capisce che serve, lo si fa. Se uno chiede senza spiegare o senza far capire perché si fa quella determinata cosa, ecco, io come dirigente dal mio stipendio avevo il 43-44% di trattenuti, adesso in pensione ho il 42%, e sono contento perché la mia pensione mi permette di dare allo Stato, ai comuni, alle province la possibilità di fare altre attività. Mi secca quando vengono sprecati, questo sì, ma bisognerebbe evitare anche gli sprechi e condurre sempre le cose come buon padre di famiglia. Professor Chiapparin, come sono i giovani? Lei che ha insegnato per tanti anni, non solo 45. 45, non solo all'interno della scuola, ma anche come banda cittadina, questa sensibilità che veramente i ragazzi, come diceva la Presidente della Croce Rossa, guardate che ce l'hanno, sono dei bravi ragazzi, basta saper cogliere il lato positivo, non andare a trovare il lato negativo. Tutti hanno il lato negativo, ma se viene fuori prima il positivo, forse distinguiamo in due le cose. Uno è quello come vengono dipinti dal punto di vista anche giornalistico, informativo, i ragazzi, cioè si dipingono solo quelli che fanno le cose negative e non quelli che fanno le cose positive. Dopodiché nella scuola si insegna i fondamenti della Costituzione, ma secondo me più che i fondamenti bisognerebbe fare tante piccole pratiche corrette. Ad esempio, quando i ragazzi sono a scuola e sporcano l'aula perché si divertono a buttare tutti i fogli di carta per terra, ecco, io non facevo la pulire la classe ai bidelli o collaboratori scolastici, come si dice adesso. Chiudevo l'aula e li aspettavo in classe la mattina. Quando entravano dico buongiorno, ma è sporca? Appunto, è roba vostra. Quindi con la supervisione del collaboratore scolastico adesso le sistemate. Perché io a casa vostra, se mi invitate, vengo volentieri, però posso fare altrettanto. Non penso che vostra madre e vostro padre siano d'accordo su questo. E sono tanti piccoli gesti che non si devono far passare, perché se ci sono delle regole, queste vanno rispettate, e le regole, per rispettare le regole, qualcuno anche controlli. È quello che manca. La pena certa e il controllo. Questo è fondamentale perché i ragazzi capiscono. Faccio un esempio semplice. Vengono i vigili urbani a spiegare la sicurezza nella strada e parlano delle cinture di sicurezza.
benissimo, bella questa situazione, si mettono le cinture per non fare incidenti. Allora un bambino, perché i bambini sono anche belli trasparenti, ti dicono le cose così. Sa, anch'io l'ho messa perché mio padre mi ha detto: guarda, là in fondo c'è il vigile, mettiti la cintura di sicurezza. Cioè, questa forma educativa non si può, il genitore non può distruggere quello che viene fatto a scuola. Io vado a mattina a fare le mie passeggiate col cane, mi permette di guardare dappertutto e fotografare dappertutto, no? Ecco, c'è una strada, la mia strada, non dico il nome, che arriva in un incrocio, parcheggiano a destra dall'inizio alla fine. E quindi siamo di fronte al fatto che io devo camminare a sinistra in mezzo alla strada. Quelli che entrano con le macchine hanno la strada otturata, e quando ho detto a un cittadino: ma perché parcheggia così? Non si può passare. Ma tanto sto presto, devo portarmi fino a scuola. Professore, cos'è l'educazione civica nel 2025? Ecco, io ho un concetto di educazione civica molto mio e personale, ed è quella dell'esempio. Se tutti quanti, genitori, nonni, gente che non ha figli, nel suo comportamento quotidiano si sentisse un esempio per chi lo guarda o chi la guarda, forse faremo un'ottima educazione civica. Sentiamo Oliva come commenta le parole che ha sentito sia dal professor Chiarparin che dal sindaco di Meduna di Livenza, Piton. Prego. Allora io le commento, poi la devo lasciare perché devo appunto Certo, me l'avevano detto, prego. Allora, io direi questo, che quello che è stato detto rispetto al fatto che educazione civica significa esempio è perfetto. A volte ho la sensazione che a livello ministeriale si faccia la confusione tra quello che è l'educazione civica intesa come comportamenti e quella che è il diritto costituzionale. Cioè credo che siano due cose diverse. Ci deve essere qualcuno che a scuola insegni che cos'è il potere esecutivo, che cos'è il potere giudiziario, che cos'è il potere legislativo. Credo che sarebbe giusto che gli studenti capissero che il Parlamento e il governo sono due cose diverse, molto spesso non lo sanno, ma poi quello che conta è il comportamento pratico, l'esempio che viene dato. E io sono abbastanza convinto che i giovani siano fatti nella maggior parte dei casi di persone serie, di persone per bene. Poi è chiaro che sui giornali ci vanno coloro che trasgrediscono. Però mi pare ci sia una grande differenza tra i giovani di oggi e i giovani della mia generazione, quelli cresciuti negli anni 70, perché all'epoca avevamo il futuro a 360 gradi. Ognuno di noi poteva pensare di diventare qualsiasi cosa. Poi non era vero, perché molto dipendeva dalle condizioni sociali di partenza, ma c'era comunque un'atmosfera di ottimismo rispetto al futuro legato al grande sviluppo economico dell'Italia del boom di quegli anni. Oggi non ci sono queste aperture, anzi il futuro è fatto di nebbia, è fatto di insicurezza, e questo sicuramente toglie delle motivazioni a quello che è lo studio in sé. Ma le energie che i giovani hanno costituzionalmente, qualsiasi generazione di giovani essa sia, lo riversano in altro, nelle quantità di attività di volontariato che vengono fatte, nelle prese di posizioni rispetto a dei temi che ci riguardano tutti, e non sono i temi ideologici. Le prese di posizioni ideologiche oggi mi sembrano una sopravvivenza, come dire, degli anni 70, no? Certi movimenti pro-PAL mi paiono la sopravvivenza dell'ideologia di una volta. Io mi sono permesso di scrivere un articolo sulla Stampa dicendo che di fronte ai bombardamenti di Gaza viene istintivo per tutti noi dire Free Palestine, però dobbiamo anche domandarci: ma quale Palestine? Perché quando lo Shah di Persia è stato cacciato dal piazzo di Teheran, io giovane ho esultato perché se ne andava un feroce autocrate, ma poi è arrivato Khomeini, è arrivata la lapidazione delle adultere. Quando sono iniziati i movimenti dei Mujahideen in Afghanistan contro l'occupazione dell'Armata Rossa sovietica, abbiamo fatto il tifo per loro, poi sono diventati talebani. Ecco, oggi questi movimenti pro-PAL che guardano alla Palestina senza domandarsi ma quale Palestina, come è organizzata,
come amministrata, senza ricordarsi per esempio che Hamas non è un gruppo di terroristi, è un partito che è stato votato dalla maggioranza ampia alle elezioni del 2008. A fronte di questi movimenti così ideologici c'è però una presa di coscienza diffusa dei giovani per la pace, per la convivenza, per il rispetto. Ma questi giovani sono nati con la pace, Oliva, non sono nati con le guerre. I nostri giovani sono nati con la pace. Chi avrebbe mai immaginato di trovare le guerre alle porte di casa? Un secondo solo, Oliva, perché abbiamo Alberto da Motta di Livenza, poi presento il suo libro. Vai Alberto. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Vorrei sapere, avere la possibilità di risolvere questo paradosso. Io sono disabile e l'anno scorso mi hanno trovato anche cardiopatico oltretutto. Quando esco mio figlio mi spinge con la sedia a rotelle. Si deve sostituire perché me l'hanno data nel 2020. Il meccanico è venuto, mi ha lasciato un verbale che si deve sostituire. Il paradosso è che devo prenotare una visita dal fisiatra dell'ULSS, il quale deve rifare il documento per avere la sedia a rotelle. Io non so, devo aspettare 2 o 3 mesi. Allora aspetta Alberto, lascia il tuo numero di telefono bene in regia che poi lo passo al sindaco Piton. Lascia il tuo numero di telefono in regia che adesso il sindaco Piton e ti chiamerà e così ti darà la risposta che meriti senza che tu diventi pazzo, perché veramente è una roba vergognosa quello che sentiamo stamattina, le persone non sanno a chi rivolgersi. Alberto, lascia il tuo numero in regia per cortesia subito. Allora andiamo a vedere questo libro perché ci deve lasciare Gianni Oliva, La prima guerra civile. Ecco, andiamo a vedere il titolo di questo libro molto importante che fa capire anche dove vuole parare questo giornalista Gianni Oliva e soprattutto che messaggio vuole dare. Prego Oliva. Brevemente, dopo l'unità d'Italia nel mezzogiorno si scatena una rivolta che la storiografia liberale ha chiamato brigantaggio meridionale, dandole solo una valenza di malavita. Negli anni 70 del Novecento, sull'onda del 68, si è parlato invece di rivolta sociale attribuendo ai briganti chissà quale volontà riformatrice. Io la chiamo prima guerra civile perché quando si unifica l'Italia, si unifica un'Italia che è molto diversa. L'Italia del centro-nord ha conosciuto la modernizzazione, lo Stato nazionale, anche se piccoli stati preunitari. Nel sud c'era l'eredità del vicereame spagnolo che i Borbone erano riusciti solo in parte a correggere. Quando queste due parti si sono messe insieme per le congiunture fortunate e particolari del 1859-60, si sono messe insieme delle parti che avevano storie diverse. Guardi, Cavour, che è stato il vero artefice dell'unità d'Italia, ma che purtroppo è morto il 6 giugno del 61, cioè 3 mesi dopo l'unità, una delle ultime cose che ha scritto è un foglietto in cui dice di dover mandare Marco Minghetti negli Stati Uniti d'America a studiare il sistema federale americano. Non era sicuramente un federalista Cavour, anche perché federalismo all'epoca significava repubblicanesimo e idee democratiche. Però aveva capito che non si poteva mettere insieme il nord e il sud da subito con le stesse leggi, che ci voleva un periodo di transizione, che bisognava favorire delle autonomie locali. Questo non c'è stato perché Cavour è mancato subito, i suoi successori di fronte alle rivolte popolari per il peso delle mancate promesse di distribuzione della terra fatte da Garibaldi, il peso della coscrizione obbligatoria che portava via i giovani 5 anni dalle terre in regioni dove il servizio militare non c'era perché l'esercito borbonico era un esercito professionale. Ecco, di fronte a questa rivolta popolare su cui si sono inserite bande di briganti, che erano briganti nel senso etimologico del termine, lo Stato ha risposto con la forza. 2/3 dell'esercito impegnati nel sud, più morti che nelle 3 guerre di dipendenza messi insieme. Ecco perché mi pare giusto chiamarle non brigantaggio meridionale, non rivolta sociale, ma prima guerra civile italiana.
Veramente grazie, ringraziamo Gianni Oliva, rivediamo la copertina del libro di Gianni Oliva per cortesia, la prima guerra civile, chissà se mai l'Italia farà una guerra, ecco, una guerra civile, una insurrezione. Noi non abbiamo storia, piuttosto di altro abbiamo storia di quelli che veramente Minovò combatta. Sarebbe utile invece che andassimo a combattere, che andassimo a votare, perché questa astensione fa rabbrividire. Grazie. Gianni Oliva, vuole dire qualcosa? Niente, grazie a voi dell'invito e buona conversazione. Grazie, grazie. Allora salutiamo anche il nostro Arnaldo Pitò, sindaco di Meduna di Livenza. Prima di passare la parola al professor Chiarparini, andiamo a vedere a Venezia Riprendiamoci la notte. Ormai è da tempo che non penso ad altro. Un amico morto, colpa del coraggio. La city di notte che sta peggiorando. Gente che dorme per strada senza un letto caldo. Non resto calmo, divento matto. Il governo che sta regolandoci senza tatto. Un video musicale destinato a diventare virale con un testo altrettanto forte di Panda, artista veneziano, in occasione della seconda edizione del progetto Riprendiamoci la notte, nato dopo la morte di Giacomo Gubbato, Jack, accoltellato a Mestre mentre tentava di sventare una rapina. Insieme a lui c'era l'amico Sebastiano, ferito ma salvo. Panda, oltre che essere un grande amico di Jack, ha deciso anche di partecipare direttamente al progetto sia l'anno scorso che quest'anno. Ha deciso di dedicargli un brano, riuscendo a descrivere il tutto con parole che difficilmente altri avrebbero potuto trovare. Rappresenta esattamente quello che è successo dopo la morte di Jack e quello che Jack è riuscito a fare, cioè creare delle connessioni incredibili e far stare insieme e collaborare per fare qualcosa di bello e importante. Tante persone diverse che hanno messo a disposizione quello che di meglio sanno fare. Noi vogliamo riprenderci la notte, a testa alta anche contro le botte. Noi vogliamo riprenderci la notte, giriamo le strade dalle 0 a mezzanotte. Già lo sai che noi vogliamo riprenderci la notte. Il video arriva proprio con l'avvio della seconda edizione del progetto. Un progetto di solidarietà che si basa sul portare tè caldo, coperte, beni di prima necessità a chi vive in strada, con l'obiettivo da una parte di abbattere quel muro di diffidenza che spesso viene a innalzarsi e dall'altra con l'obiettivo di mantenere anche un presidio sociale nelle strade. Vogliamo riprenderci la notte. Professor Chiarparini, se lei dovesse scrivere la musica di questo Riprendiamoci la notte, che musica scriverebbe? Difficile la risposta, perché dipende da come io vedo la notte e come gli altri penso vedano la notte. Sono due cose diverse. Quindi la farei in due parti. La prima parte come la vedrei io e la seconda parte com'è. Ma suoni lugubri, paurosi, oppure suoni rilassanti, suoni allegri? Cioè, la notte intanto ha ritmi più lenti del giorno, quindi intanto il ritmo dovrebbe essere più lento. Secondo, i suoni dovrebbero essere, come la vedo io la notte, dovrebbero essere estremamente aerei, sereni, aerei. Come dovrebbero vederla gli altri, la vedrebbero dei suoni dissonanti che possono creare qualche disturbo, però con un barlume di serenità sotto. Lei ha detto una parola molto importante, suoni lenti. Questi ragazzi sono lenti secondo lei? Oppure sono lenti perché noi li vediamo così, ma invece loro vivono in maniera diversa il tempo? No, loro sono troppo veloci perché i mezzi che usano sono velocissimi.
quello che manca è la rielaborazione di quello delle informazioni che hanno. Cioè hanno purtroppo tantissime informazioni per cui non si soffermano ad analizzarle e a verificarle, perché le fake news arrivano dappertutto. Ma è scritto su internet, vabbè, e se è scritta una stupidaggine tu ci credi. Manca questa capacità critica e soprattutto di analisi personale, ed è un modo per cui loro si fanno trascinare a destra e a sinistra, dove non come partiti, come luogo, e soprattutto a fare cretinate, magari perché per emulare un idolo, per emulare il compagno. Quello che la scuola, secondo me, viene esautorata dai genitori e dai ragazzi è proprio su questo, sull'insegnare ai ragazzi a essere critici e a scegliere loro. Loro devono scegliere quello che è giusto, però in base a una serie di informazioni che si devono recuperare. Chi gli insegna ad andare a vedere le informazioni? Come recuperarle? Uno va scrive su un sito la verza cotta e si trova tutto sulla verza cotta, e se magari uno ha messo una ricetta che ti avvelena il sangue, tu ci credi perché è scritto su internet. Invece vedo tutto, dopo devo trovare le controinformazioni o altre informazioni che mi permettono di giudicare se quello che uno ha fatto è vero o no. E questa capacità critica manca. Anche ritornando al discorso prima dell'aula sporca, quando gli facevano notare ma perché l'hai sporcata? La risposta è tanto i bidelli dopo puliscono, i collaboratori puliscono, perché sono pagati altrimenti non fanno niente, perché c'è sta leggenda metropolitana che non si fa niente. Dopodiché, se andiamo un po' più alti, io sporco per strada, tanto passa il comune a pulire. Dopo andiamo ancora più alti, inquino o distruggo un ambiente naturale, tanto ci penserà lo Stato. Senza sapere che lo Stato, ritorno con il dottor Oliva, lo Stato siamo noi. Il comune siamo noi e la scuola siamo sempre noi. Quindi è questa cosa qua che crea disturbo, il fatto che non gli diamo l'esempio per far capire che noi siamo. La politica tende a far sentire la politica una cosa e i cittadini un'altra e non a mescolare le due cose. Si può dire, professore, veloce di testa e lenti nei movimenti? Abbiamo Leone da Trebasele che poi mi risponde. Vai Leone! Ciao ragazzi e saluto i tuoi ospiti. Ho provato a chiamare prima perché volevo ringraziare il professore per il libro che ha scritto e per quello che ha detto, che è stato facile buttare via i regimi senza pensare dopo cosa fare di questi stati dove si è buttato via il regime. E credo quello che si sta facendo con la Russia adesso. Si sta cercando di distruggere la Russia senza pensare a cosa succederà dopo, quando la Russia sarà distrutta. Un'altra cosa, a me questa canzone che avete fatto ascoltare adesso mi piace moltissimo e non vedo nessun barlume di serenità per la notte, perché la gente si sta barricando sempre di più, è sempre più pericoloso uscire di notte e non vedo nessuna speranza per la notte finché non penseremo di fare delle carceri e quando si prende qualcuno che delinque metterlo in carcere. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, ma inviterò ancora Gianni Oliva, non preoccuparti perché è importante anche sentire varie realtà, anche di parlare di tante cose come fate voi. Professor Carparin, cosa dice a Leone? Deve aver paura della notte? La notte è cupa, la notte è paurosa? Bah, io non avrei, cioè io non ho paura. Primo perché ho un cane che è buonissimo, ma è sempre un deterrente, ma anche perché mi fido sempre degli altri, ecco. E se comincia a mancare la fiducia negli altri, anche le persone buone che abbiamo attorno le escludiamo, il che non va bene. Bisogna avere fiducia negli altri e soprattutto anche sapersi e accettare di appoggiarsi agli altri. Allora, si parla molto di famiglia, questa casa nel bosco, vorrei anche il suo parere, io so
che vado a parare bene con lei, di questi bambini che studiano in maniera diversa, ma è previsto dalla legge, non c'è nessun problema. Il problema è capire se questi bambini vogliono veramente vivere così, chi è che decide come devi vivere, e soprattutto socializzare, ecco, questi bambini che vivono. Io sono andata molte volte, proprio con quello che faccio, a trovare dei bambini, delle famiglie che abitano molto lontano, molto isolati. Sono bambini che fanno fatica a socializzare nel momento che li porti, ecco, in un ambiente diverso da dove vivono loro, e soprattutto fanno fatica a parlare, parlano molto poco. Sono bravissimi a scuola, devo dire la verità, studiano anche molto più degli altri, però si socializza poco. Non è che forse, io l'ho detto ancora prima che poi arrivassero altri politici o altre istituzioni a dirlo, in questi contesti la politica dovrebbe fare un passo, uno al lato, uno indietro, ancora uno più indietro, lasciare che si occupino di queste cose gli addetti ai lavori, quelli che hanno studiato, che sanno come comportarsi, ecco, e come agire. Prego, professore. Dunque, dal punto di vista normativo l'educazione parentale è permessa, anche perché alla scuola a cui si fa riferimento, che bisogna fare una richiesta, ha tutti gli strumenti per verificare se questo viene fatto, per cui quando si passa da una classe all'altra bisogna fare una verifica. Ecco, quando ero dirigente scolastico ne ho fatti diversi per cittadini italiani che vivevano in Italia, che per loro convinzione, pensando che la scuola non fosse all'altezza di seguire i figli, volevano seguirli loro. È una scelta che fa la famiglia e non può essere soggetta a critiche o osservazioni. L'unica cosa che posso pensare è che un genitore che gli insegna, per quanto bravo, una materia è sempre un genitore che insegna, non un docente che insegna, una persona diversa. Questo aiuta ad avere rapporti col resto del mondo. Dopodiché la socializzazione è importante, però nella storia c'erano anche gli eremiti che stavano da soli per tutta la vita, eppure avevano una testa estremamente funzionante. Ecco, la socializzazione, io ho cominciato ad andare all'asilo che avevo 40 giorni di vita, no? Perché mia madre lavorava e quindi dovevo andare all'asilo, e non sono venuto fuori molto sociale, stando sempre insieme agli altri. Dipende da come si fa vivere la socialità. Là non conosciamo se loro vanno a fare la spesa in città, in paese, o hanno qualche rapporto, perché possono avere anche degli amici che vanno a trovarli là nel bosco, per carità. Questo non lo possiamo sapere. Certo è che i bambini non possono dire se gli piace o non gli piace, saranno dei tecnici che potranno verificare. Non certo tutti gli italiani che adesso si sono messi a fare i sociologi, si sono messi a fare gli psicologi, e anche i politici giustamente dovrebbero tirarsi fuori e non cavalcare o meno una situazione. Io so che, che dal 55 che sono nato al 58 ho vissuto senza acqua corrente, ho vissuto senza energia elettrica e ho vissuto senza il bagno. Sì, però bisogna anche guardare avanti, ho capito. No, ho guardato al televisore, per cui teoricamente, ed ero felice lo stesso, si poteva vivere. Adesso, se la famiglia fa una scelta di questo tipo, avrà le sue ragioni, i ragazzi dopo potranno scegliere. È come dire a un bambino quando nasce: lo battezzi o non lo battezzi, per esempio, no? In qualunque caso uno gli impone una cosa, dopo sarà lui che scegliere se diventare un cattolico praticante o non diventarlo, o cambiare religione come succede. Cioè è chiaro che la famiglia rispetto a un minore ha titolo a dare l'educazione che ritiene più giusta. È chiaro che se dopo questa educazione va contro i diritti del minore, ma questi sono quelli che controllano i diritti del minore che devono farlo, non certo gli esterni che non li conoscono, non gli hanno mai parlato assieme. Sarà perché le vivo queste situazioni, voi le sapete perché ve le racconto. Io sapete che sono molto arrabbiata con i servizi sociali e lo sapete, però non posso fare di tutta un'erba un fascio. Devo capire quello che non funziona, però devo capire anche quello che funziona. Ecco, in questo caso vorrei anche lasciare che fossero gli addetti ai lavori, perché sono situazioni complicate,
a decidere cosa è successo in quella famiglia e se questi bambini dovevano essere allontanati, che poi ritorneranno, ma al momento devono fare delle cose alla casa importante, tipo il bagno, l'acqua corrente. Ecco, c'era stato anche un imprenditore che voleva regalare una casa prefabbricata, però vedremo. Il problema è che questi bambini devono vivere bene e questo lo devono decidere gli addetti al lavoro, che non tutti sono inesperti e non è per loro piacevole e sicuro allontanare questi bambini e la mamma. L'avete sentito anche cosa ha detto l'avvocato che li difendeva, che ha preso le distanze. Detto questo, però, Dio, patria e famiglia, com'è queste tre parole importanti? Dio, se ci credi, patria se ci credi, famiglia se ce l'hai. Però, professore, dove vado dopo di queste tre parole a scuola? La scuola è preparata per accogliere il ragazzo che non ha né Dio, né patria, né famiglia? Beh, la scuola sì, come struttura. Chi ci vive dentro, cioè gli altri alunni, non so se possono in grado di accettare ragazzi che non hanno queste tre cose. E la scuola appunto ha il compito di aggregare e di far vivere in comunità, far vivere assieme queste persone nel rispetto l'uno dell'altro. È quello che manca, il rispetto l'uno dell'altro. Perché? Perché a casa non c'è il rispetto. Quante famiglie tu le conosci bene, il rispetto tra genitori è zero e di conseguenza si riflette nei figli. Quando il genitore gli dice metti la cintura perché c'è il vigile e non per salvaguardare il proprio figlio, gli ha insegnato che il furbo vive felice e il corretto vive infelice perché rispetta le regole. E questo secondo me è sinonimo di, possiamo chiamarlo, imbarbarimento. Si stiamo imbarbarendo perché uno che rispetta le regole viene considerato, viene visto male, no? Perché dice ma che te ne frega, è mica tuo. Vabbè, ma il parco è mio, la strada è anche mia, no? Cioè io pago il 43% di tasse per avere le cose fatte bene, per non dimenticarlo, no? E lo stesso, cioè il genitore, faccio un altro esempio, l'ho citato sul libro che hai letto, no? Se un bambino dimenticava il materiale, prendeva una nota e allora arriva il genitore che gli porta il materiale, tutto contento, e non gli viene dato perché io non volevo che fosse dato il materiale, perché doveva prendersi la nota. E il genitore si arrabbia con me perché mi dice ma perché non glielo dà? E ho detto perché doveva ricordarselo. E vede, e allora facciamo così, io sono il dirigente scolastico, anzi il preside, così capivano meglio, il preside di suo figlio e di un altro, ma sa, suo figlio è talmente fortunato che ha il padre o disoccupato o ben messo economicamente, dirigente, che può portargli la roba. L'altro che è una sfortuna mostruosa, lavorano tutti e due i genitori e non gli possono portare la cosa e prende la nota. Allora, siccome io devo essere di entrambi, prendo la nota tutti e due, così siamo a posto. Ma che genitore ha visto in questi anni? Ecco, diciamo la scuola si è evoluta, ma la famiglia si è evoluta, il genitore si è evoluto oppure fa ancora fatica? No, ogni tanto faccio qualche mea culpa, perché qualche genitore di adesso la dovrei averlo dovuto bocciare prima, no? Perché magari bocciandolo prima forse capiva certe cose, oppure non gli abbiamo inculcato bene l'idea. Però purtroppo mi rendo conto che la famiglia è molto cambiata, i genitori tendono a pagare, sottolineo, pagare l'affetto del figlio perché loro sono assenti per il lavoro. L'affetto non si paga, si dona e si riceve, ma non si può pagare. E quindi loro crescono con questa idea qua che se io pago posso avere l'affetto dell'altro, quindi pago la merendina all'amico per farmelo amico, pago il pranzo alla signorina per farmi la fidanzata, cioè tutte queste cose qua attraverso il pagamento di cose. Ecco, questo è il primo difetto. Il secondo difetto è che quando si trovano a fare scelte diventano tutti fratelli del proprio figlio. Un genitore non potrà mai essere un fratello, è sempre colui che l'ha generato e l'esempio a cui il bambino guarda, il ragazzo guarda. E se io gli dimostro che siamo alla pari, allora stavolta fai tu, dopo faccio io,
Cioè, no. Ci sono delle regole. Esempio classico, non si attraversa la strada senza guardare. Chi è quel genitore che manda un ragazzino quando passa un tir attraversare la strada? Nessuno. Ecco, e lo stesso vale per tutte le altre cose. Non si può fargli fare, ci sono delle regole, se il no è no, bisogna saperlo dire il no. Quando lui avrà il suo libero arbitrio, deciderà lui cosa fare, sì o no. Ma al momento che io sono educatore non devo avere la frusta. A mio figlio non ho mai dato una sberla, però ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Per esempio, lo studio viene imposto, tu devi studiare e lui ti chiede semplicemente perché? E tu cosa gli rispondi? Perché diventi bravo, perché farai i soldi. Questa è un'altra risposta. Farai i soldi quando diventi grande, perché diventerai famoso. Diventerai famoso, farai il calciatore, ecco, farai il calciatore un po' pieno di soldi. Ecco, e questo è un altro errore. Tu devi studiare perché a te serve scegliere. Io facevo sempre un esempio ai miei alunni. Quando si andava, quando dovevamo fare gli incontri per dire cosa scegli dopo la terza media, perché quella è una scelta di vita, insomma, fatta troppo presto secondo me, ma è una scelta. Dopo uno cambia, uno fa l'enologo, dopo va a lavorare qua con lei. No. Ecco. E ho visto che i ragazzi non sanno cosa gli piace. Quando gli chiede ma cosa ti piace? Perché hanno troppo? Perché o hanno troppo e quindi pensano che sia facile avere tutto, no? E dopo non possono scegliere. Allora l'esempio è questo: tu entri in un bel panificio con tutte le pizze belle calde messe là, tu te le guardi, una è scritto margherita, una è scritto, non so, quella che piace tanto, io non concepisco la pizza con le patatine fritte sopra carboidrati, e una verde senza scritto niente. Chi è che compra quella verde? Nessuno. Solo guardarla. Ma perché non comprate quella vera? Perché non sappiamo che cos'è. Bravo, questa è la risposta. Se non sai com'è una cosa, come fai a sceglierla? Allora solo conoscendola la puoi scegliere. E quindi studiare è conoscere per poter scegliere ed essere liberi. Professor Chiappari, l'ultima domanda, poi la trasmissione, la puntata, questa seconda parte è terminata. Cos'è la creatività e come si fa a capire quando un ragazzo è creativo? E le porto l'esempio che purtroppo mi è capitato con un ragazzo che ho incontrato, ecco, i famosi Maranza, cosiddetto Maranza, perché mancava anche questa etichetta qua, non ne avevamo altre, mancava questa. No, pensavo che fosse una forma di impanatura, ecco. Ma insomma va bene. Praticamente quando lo incontro lo guardo e dico ma guarda che bello che sei, ma guarda che ben vestito, mi guarda e dice ma davvero? Ma bellissimo, complimenti. Appena adesso la professoressa mi ha detto vai a casa a cambiarti, per carità, non venire più a scuola così. Ma dai, ho detto io, ma dici davvero? Sì Mirella, il problema è che me li sono fatti io questi qua. Perché ti piace la moda? Da morire. Ecco, spero di diventare famoso con la moda, ma questa è stata la risposta, mi sa che non ci sono. Perché proprio distruggere, anche se per lei quell'abbigliamento non era consono, non gli piaceva, ma era proprio il modo di evidenziarlo così, ecco, e questa creatività che magari questo ragazzo pensa di avere viene repressa, non viene capita. Ecco, lei farebbe mai una cosa del genere? Dunque, la mia formazione è prettamente creativa, perché ho fatto il liceo artistico, il conservatorio, e quindi sempre nell'ambito del mondo delle emozioni. Ho fatto il preside al liceo artistico per un triennio e là ho visto i ragazzi e ho visto la gioia nell'essere creativi, cioè un creativo è felice e io non posso pensare che una persona rende infelice un'altra persona e quindi loro dovevano lavorare per essere felici. È chiaro che hanno bisogno, e l'adulto o il docente deve essere il supporto per risolvere i problemi tecnici per realizzare quello che lui credeva. Per esempio, quando abbiamo aperto al liceo artistico il dipartimento di design, allora là si sono lanciati e hanno fatto con l'insegnante la prima creazione. Allora una ha preparato un panino, l'ha aperto, ha fatto diventare uno zoccolo olandese con dentro il cibo
Cioè, è bellissima questa roba qua. La creatività è curiosità, intanto, è curiosità, è felicità, è cercare di andare incontro anche all'insuccesso, perché magari la mia creatività crea una cosa che non si può fare, no? Però il fatto di non poterla fare mi fa capire che devo fare un'altra strada, e questa è conoscenza. La conoscenza porta a sviluppare. Per esempio, ci sono certi stilisti, certi design che fanno quelle sedie bellissime. Pesi più di 22 kg, si rompe la sedia, quindi non è una sedia, no, è un oggetto artistico, per cui se deve essere una sedia deve anche contenere uno che pesa magari 100 kg, no? Ecco, allora devo mettere insieme la creatività con la tecnica. Se metto solo la creatività, niente, ma se metto la creatività con la tecnica per poter realizzare, allora sono veramente felice. L'ultima domanda, l'ultimissima, proprio se avessi di fronte il ministro Valditara, cosa chiederebbe, professor Chiarparin? Ma chiederei innanzitutto che tutto quello che viene deciso per la scuola passi dalla scuola e non arrivi alla scuola e basta, perché a volte certe cose sono impraticabili sulla scuola, per cui diventano belle esteticamente, ma come la creatività si siede uno sopra i 20 kg e va giù tutto, no? Bisogna che passi attraverso la scuola, dare il tempo di organizzare tutte le componenti della scuola per poter mettere in pratica, altrimenti abbiamo una serie di norme che arrivano e che per la maggior parte o per una buona parte non possono essere applicate perché non ci sono le strutture per applicarle, e quindi fare piccole cose ma di concerto con la scuola per riuscire veramente a migliorare. Inutile, c'è un problema sui parcheggi, mettiamo la materia parcheggi a scuola, c'è un problema mettiamo quella materia a scuola, e vabbè, avete deciso chi ne insegna, come si insegna. Prima si fanno i programmi e dopo si fanno le materie, invece qua si fa il contrario, si fanno o le scuole o le materie e dopo si penserà ai programmi. Veramente grazie al professor Antonio Chiarparin, dirigente scolastico emerito, protezione civile, di tutto e di più, ma l'importante è essere nella squadra, ecco, giocare in squadra con la squadra, che è fondamentale per tutti noi. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Prego. Presento veramente degli ospiti ancora graditissimi a Mirella. Abbiamo proprio vicino alla Mirella una persona a me molto cara, che è Marcello Meneguz, papà di Sebastiano, che io vi ho fatto conoscere quando eravamo a Villa Margherita. Sì. Questo meraviglioso bambino che adesso è diventato un ragazzo. 10 anni. Buongiorno a tutti intanto. Grazie Marcello. E buongiorno Mirella. Ecco, anche per ricordarmi questa bellissima esperienza che abbiamo fatto assieme a Villa Margherita, ma soprattutto per ricordare che ci sono anche questi bambini che vanno aiutati, che vanno supportati, sì, per vivere la quotidianità che viviamo tutti quanti noi tutti i giorni. Saluto anche un altro ospite gradito che è Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari Polizia. Buongiorno, veramente grazie di essere qui. La ringrazio perché tante domande, però parto subito con la prima. Ma bisogna aver così paura? Paura della notte, paura del giorno, paura del diverso, paura di tutto? Perché sta passando questo messaggio. E quelli che non dovevano aver paura siete voi, ma siete esseri umani anche voi. Come vede la situazione? È passato questo messaggio? Parla una che non ha paura, glielo dico subito. Ecco, io la mia città la vivo 24 ore su 24, parlo di Treviso, naturalmente la stanno descrivendo come una città pericolosa che io non vedo. Certo bisogna stare attenti, certo bisogna avere le antenne alte, però dire che non si può uscire mi sembra un po' troppo. Certo che ci sono situazioni che dobbiamo stare attenti, però dobbiamo anche capire come comportarci, non essere superficiali, sapere e sentire l'odore del pericolo. Voi lo sentite? Come vede la situazione Lacquaniti? Lei cosa vuole dire alle tante persone che stanno ascoltando? Ma credo che lei abbia contestualizzato bene la questione, cioè
Se noi interpretiamo la paura come quell'elemento che ci consente di stare attenti, di prevenire i pericoli, è un qualcosa di positivo. Se invece la paura diventa un sentimento, a volte non sempre motivato, a volte dettato più dalla suggestione di quello che sentiamo ma che magari non viviamo direttamente, e diventa un sentimento che ci paralizza, che ci condiziona nelle scelte, che limita la nostra libertà, ecco, allora quella va combattuta. Io credo che il primo interrogativo che ci dobbiamo porre per affrontare la paura è capire da dove viene questa paura, perché se è una paura indotta dalla narrazione che magari noi abbiamo da altri mezzi di comunicazione, dobbiamo capire se questo riguarda veramente il nostro ambito dove viviamo. Cioè, gli psicologi direbbero che di fronte a persone che a volte vengono frizzate, paralizzate dalla paura, occorre fare un'attività di contenimento e sostegno. E come deve essere fatta? Innanzitutto analizzando i motivi che ci inducono ad aver paura, perché a volte la paura è, anzi, mi permetto di dire spesso, per quello che noi vediamo anche nel contatto con i nostri cittadini, è la paura di quello che non si conosce. Cioè, se io mi trovo in un ambiente dove trovo persone che non conosco, che non riconosco, mi agito, mi tendo. Spesso la paura è dettata poi anche dalla solitudine. C'è da dire che noi viviamo in una società dove siamo molto più isolati rispetto al passato. Guardi, io vengo da regioni dove veramente i fattori di criminalità erano e sono purtroppo molto più alti e molto più intrusivi rispetto alle nostre città però sono anche realtà dove il tessuto sociale è capace di dare quella sicurezza che deriva dal fatto: so a chi poter chiedere aiuto, so a chi rivolgermi. Poi, ripeto, c'è un aspetto legato a quello che può essere la criminalità da strada, quello che può essere il crimine diffuso, e lì ha ragione lei nel momento in cui è opportuno avere anche comportamenti autotutelanti. Diciamo che se noi ci facciamo prendere solo dall'emotività, rischiamo che la paura, da elemento positivo che ci può far stare attenti, possa diventare qualcosa di straordinariamente negativo, paralizzandoci, rendendoci la vita meno libera e quindi meno felice. Juaniti, quello che volevo anche chiederle, quello che è successo vicino a lei a Verona di questi 3 fratelli, a me è rimasta molto impressa questa tragedia dove hanno perso la vita questi carabinieri e le forze dell'ordine sempre in prima linea. Quello che mi spaventa è che pensiamo di avere nel 2025 la protezione, l'ascolto delle fragilità. Qui ho un papà, poi ne parleremo, di un bambino diversamente agile, meraviglioso. Sì. Però non c'è quell'ascolto di persone che dovrebbero occuparsi di queste persone molto labili. La storia lo dice. Come si comportavano si è visto, cosa volevano fare si è detto, non parlavano con nessuno, non è vero, perché con la giornalista ha parlato, questa donna, e ha detto cosa avrebbe fatto, e poi mandano voi, mandano le forze dell'ordine, così forse a mettere quella pezza che doveva essere messa prima, ma delle persone che non dovevate essere voi, a mio avviso, cioè non dovevano essere i carabinieri primi ad arrivare, doveva essere qualcun altro tanto tempo fa. Mi sembra di essere come il volontariato. Quando la politica non sa cosa fare, alza il telefono e chiama il volontario. Quando non sa come spegnere il cerino, lo passa a qualcun altro, alle forze dell'ordine. E se sbagliate virgola, la colpa è vostra poi. Vai a spiegare com'è la situazione. Le foto o i video che si vedono sono quelli che vogliono far vedere. Io faccio televisione, lavoro in televisione, so benissimo com'è la storia. Non le sembra che la politica dovrebbe invece iniziare veramente a proteggere i cittadini, voi, le forze dell'ordine? Voi rischiate la vita tutti i giorni, perché quando fermate qualcuno non sapete mai chi fermate.
Chi ci sarà? Quante volte abbiamo visto dei poliziotti uccisi perché hanno fermato una persona ma in buona fede? Chi va a pensare che questo mi ammazza, mi uccide? Cos'è la protezione per voi? Lei è presidente dell'Associazione Funzionari di Polizia. Cos'è la protezione per le forze dell'ordine 2025? Perché parliamo sempre per i cittadini, noi non ce l'abbiamo, guardi, ve lo dico subito, noi proprio protetti, forse siamo più protetti se usciamo che noi dentro casa ormai, forse siamo più protetti così, perciò dico uscite piuttosto di stare in casa. Ma per voi cos'è la protezione per le forze dell'ordine nel 2025 visti da Girolamo Lacquaniti? Prego. Allora, lei ha toccato per quello che riguarda il disagio psichico, per quelle che riguardano quelle situazioni di natura psichiatrica, io credo che una riflessione anche dal punto di vista normativo vada fatto, e non lo dico solo per quanto riguarda le forze dell'ordine, ma glielo dico per contezza per quelli che sono anche gli interventi che dobbiamo fare a tutela e a difesa dei tanti operatori sanitari. C'è stato un passaggio storico con la legge Basaglia, ma io credo che oggi forse servano strumenti che siano adeguati ad avere sicuramente attenzione e cura per chi vive una malattia di natura psichiatrica, ma anche avere sistemi che nel rispetto della persona, dei diritti inviolabili della persona, mettano anche questa persona in condizioni di non nuocere agli altri. E terreno molto delicato dove si toccano corde e sensibilità straordinariamente importanti, però, e lo sanno soprattutto le famiglie che hanno magari persone con problemi di natura psichiatrica che si realizzano anche con condotte particolarmente violente, spesso queste famiglie vengono lasciate solo, e anche gli operatori sanitari innanzitutto, ma anche gli operatori delle forze dell'ordine che devono approcciarsi con questo tipo di persone si trovano spesso sovraesposte al pericolo e senza mezzi, solo operativi, ma soprattutto senza mezzi normativi adeguati a mettere queste persone in condizioni di non nuocere agli altri. Quindi da questo punto di vista una riflessione a livello normativo noi la stiamo perorando da tanto tempo, però credo che sia straordinariamente necessaria. Lei poi mi chiedeva cos'è la protezione per me, per la mia categoria. Guardi, io non solo faccio il poliziotto da quando ho 19 anni, ma facevano i poliziotti anche mio papà e mio nonno. Quindi io sono cresciuto con una cultura, con una famiglia dove la protezione del bene comune, dove l'esposizione al rischio è una parte connaturata al mio modo di essere, cioè chi sceglie di fare il poliziotto, chi sceglie di farlo magari approcciandosi a uffici operativi, io ho diretto le volanti e la squadra mobile quando ero più giovane, lo fa sapendo che deve lavorare per il bene degli altri, proteggendo anche se stesso. La protezione si fa attraverso la preparazione, si fa attraverso modelli operativi che consentano di avere sempre il supporto del collega. Dopodiché, così come in medicina, quando chi ha avuto la sfortuna di doversi operare, qualunque medico credo abbia detto al proprio paziente, in medicina il rischio zero in certe operazioni non esiste. Anche noi nell'ambito della nostra attività sappiamo che possiamo e dobbiamo ridurre il rischio, ma che il rischio zero non esiste. Io spesso dico, anche quando incontro gli allievi, i nostri giovani poliziotti che stanno facendo tanti corsi e che sono destinati poi a rafforzare i nostri organici, gli ricordo quello che per la Treccani quest'anno è la parola dell'anno, che è la parola rispetto, che viene dal latino respicere, e cioè saper guardare con attenzione. Quello che è la cosa più importante secondo me quando ci si muove sia come operatori delle forze dell'ordine sia come cittadini è guardare con attenzione. Noi forse questo lo stiamo perdendo, dobbiamo essere più attenti a quello che ci circonda, dobbiamo essere più attenti non solo ai pericoli ma anche
alle necessità, alle esigenze dell'altro. Credo che l'abbia detto anche il suo ospite prima che era in studio, cioè di come ci stiamo man mano sempre più isolando, e guardate che il fatto di isolarsi, di rimanere sempre più soli, di non avere punti di riferimento, ci fa sentire la paura, come diceva lei prima, e anche meno protetti. Ecco, secondo me la protezione si realizza soprattutto attraverso la solidarietà, e questo, ripeto, non vale solo per le forze dell'ordine, ma credo che possa valere per ognuno e ciascuno. Guardi, la ringrazio per quello che ha detto, al mio veramente massimo appoggio, penso sì. Anche del papà di Marcello Meneguzzi, perché ha parlato proprio col cuore, ha parlato da poliziotto, ecco, più che da funzionario, perché la sente questa passione, è una passione, non c'è niente da fare, il lavoro se lo fai con passione è una cosa che traspare, che la senti, ecco, lei ha dato questa sensazione, o sbaglio Marcello? E soprattutto è così difficile, tu hai avuto paura nel momento che hai capito che tuo figlio non era un bambino qualunque, che avresti dovuto affrontare, ecco, dei percorsi veramente difficili, queste strade impervie che non termineranno mai. Ma che soprattutto, io ti conosco, tu hai saputo affrontare, ecco, sì. Tu ti sei aggrappato a questa speranza di riuscire a vivere la quotidianità con tuo figlio. Pensi, dottor Acquaniti, che questo bambino camminava pochissimo, non aveva mai camminato. Un giorno è arrivato a Villa Margherita, dove io appunto avevo aperto in convenzione questo posto con altre associazioni, c'era la musica quel giorno all'esterno, i suonatori erano sopra una scalinata bellissima di questa villa meravigliosa, e questo bambino all'improvviso si divincola dal suo papà, lo tira, e io vedo che il bambino sta tirando Marcello e dico: ma Marcello, lascialo stare. No, lascialo stare. Pensi, dottor Lacquaniti, che ha fatto tutta la scala da solo, pianino, perché voleva andare a sentire e vedere cos'era quel suono che a lui arrivava. Pensi quanto siamo lontani veramente da riflettere chi sono questi diversamente agili, o sbaglio Marcello? No, prego. È vero, infatti mi collego un po' anche al discorso del presidente Lacquaniti. Allora, per noi genitori di bimbi diversamente abili è sempre più difficile, proprio per il discorso anche del futuro incerto dei nostri figli, dei nostri cari. Abbiamo sempre paura di uscire o di farli uscire, tra virgolette, da soli. In questo caso, nel caso di Sebastiano non è possibile, perché è un bambino diversamente abile con le sue problematiche, e fortunatamente è un bambino molto buono che si fa voler bene da tutti. E riferendomi a quello che diceva appunto il presidente Lacquaniti, mi scusi, è che anche i vari praticamente protettori sanitari, quelli che sono assaliti da queste persone, come hanno fatto una preparazione loro a livello di polizia, che ovviamente non deve essere al suo livello, però anche questi operatori sanitari sarebbe il caso di dotarli di un qualcosa per non essere assaliti, perché già vai a fare del bene a una persona, se poi ti capita una persona psichiatricamente non al 100%, anche loro avrebbero il diritto di potersi difendere, essere... Anche perché il raptus parte all'improvviso, non è che lo puoi prevedere. Sì, esatto, poi ci sono magari più aggressioni da parte di persone normali, perché siamo tutti un po' fuori di testa ultimamente, e quindi la paura nasce sì anche per noi che siamo a casa, che siamo più isolati, e questo incide moltissimo, come diceva appunto il Presidente, però anche il discorso di questi operatori sarebbe il caso o ci fosse qualcuno ad aiutarli là in quel momento, o che loro fossero preparati diversamente sotto questo aspetto. È una cosa in più, ma purtroppo
ne succedono veramente di tutti i colori ultimamente di questo tipo. Lacquaniti, quello che volevo anche chiederle, perché mi sa, adesso qualcosa si è fatto, non dico di no per carità, però io penso che una volta forse qualcuno dovrebbe copiare quello che si faceva una volta. Negli ospedali c'era il posto di polizia. Sì. C'era questo ufficio che tu entravi per andare al pronto soccorso, era sempre vicino fatalità il pronto soccorso, esatto. Perciò avevano capito che l'area critica era quella era la zona rossa dove dovevano stare. Poi all'improvviso, qui in Italia le cose che funzionano vengono tolte e lasciano quelle che funzionano male. E soprattutto la divisa per il cittadino, quanto importante è la divisa. Noi vediamo per la strada tutti questi cafoni, scusi la parola, dottor Lacquaniti, che si permettono di uscire al mattino e fare quello che vogliono. Sì. Ecco, basta che ne troviamo uno ed è finito tutto. Però quando vedono la vostra macchina, le macchine delle forze dell'ordine, tutti belli in fila, tutti a passo, cioè l'importanza del messaggio che date quando uscite, di questa presenza che il cittadino vuole, che rispetta, il cittadino rispetta la divisa, rispetta le forze dell'ordine, o sbaglio? Ecco, cosa ne pensa? Lei che ha una storia molto lunga di poliziotto, prego. Allora, no, intanto ospedali ci sono. Noi abbiamo attraversato e attraversiamo tuttora un problema di organico, quindi è possibile che questa percezione di una minore presenza all'interno degli ospedali sia stata colta per questo motivo, ma sta lavorando molto per portare in quanti più ospedali possibili, sicuramente in tutti i pronto soccorsi più importanti delle città, quello che è il posto fisso. Il nostro desiderio, che ancora è difficilmente realizzabile, è di averli anche durante la notte, perché se no durante la notte si provvede con le pattuglie che sono di controllo del territorio, che è una cosa diversa. Però noi siamo straordinariamente convinti della necessità del presidio. Il discorso delle uniformi è evidente, anche perché un uniforme fa sentire meno solo, ritorniamo al discorso di prima, perché è un elemento, un simbolo immediatamente riconoscibile, qualcuno a cui sappiamo di poter chiedere aiuto, e non necessariamente perché abbiamo subito un reato, ma magari perché ci troviamo in un momento di difficoltà. Poi il tema più delicato è quello: qual è la percezione dei cittadini nei confronti dell'uniforme? Beh, se noi abbiamo tutta una serie di persone, di cittadini che sono attenti e che sanno rispettare e portare rispetto all'uniforme, dall'altra parte c'è un crescente senso di impunità, cioè la sensazione che poi tanto non accade nulla. Lei prima domanda dei Maranza, ecco, noi abbiamo un problema di devianze, di criminalità minorile, dove la cosa che colpisce di più è proprio la sfacciataggine che hanno questi minori, che sono convinti che proprio perché minori non possano incorrere in quelle che sono delle sanzioni importanti. A parte il fatto che poi, come posso dire, il diritto penale, il codice penale ha la memoria lunga, quindi quando uno commette un reato, quello resta poi un precedente che uno si porta dietro per la vita, e che rischia quindi di condizionare poi il nostro futuro lavorativo. C'è da dire che se bisogna cogliere una differenza generazionale, e riguarda soprattutto i più giovani, non parlo di tutti i giovani ovviamente, parlo di quei giovani che si dedicano alla delinquenza, nel senso che gli episodi di resistenza da parte di minore ai tempi di mio padre erano pressoché inesistenti, perché nessuno sarebbe stato così folle da opporsi con violenza o minaccia alle forze dell'ordine. Oggi purtroppo capita di più. Abbiamo famiglie di ragazzi denunciati che si rivolgono a noi con la disperazione di sentirsi impotenti anche loro, per cui, ripeto, ogni tanto io spero in questo assolutamente di sbagliarmi, spero che questo tipo di trend straordinariamente negativo sulla devianza minorile possa essere invertito, ma può essere invertito solo nel momento in cui lo Stato diventa credibile anche nella parte della repressione, nella parte sanzionatoria. C'è da dire che le nostre carceri sono strapiene, che è vero che ci sono magari
norme che prevedono sanzioni di natura penale, ma poi per i magistrati diventa difficile applicare una misura cautelare in carcere, applicare la detenzione in carcere, e nelle more in cui si possa riprendere a investire in strutture penitenziarie, in assunzioni, noi dobbiamo trovare un modo che consenta soprattutto alle nuove generazioni di percepire il disvalore di quello che fanno e, laddove necessario, anche di applicare sanzioni che non devono essere eccessive o straordinarie, ma devono essere rapide. Ecco, un altro aspetto critico che dà, secondo il mio modesto giudizio, una sensazione diffusa di impunità, quindi anche se faccio qualcosa di brutto, se commetto un reato non mi succede niente, è che anche i tempi sono troppo lunghi. La sanzione deve essere certa, deve essere proporzionata, quindi non sto chiedendo ma soprattutto deve essere immediata, tempestiva, perché solo così possiamo dare un segnale che faccia cambiare questo trend negativo. E così concludo, da questo punto di vista mi sembra che dei risultati discreti li stiano ottenendo anche quelle misure amministrative che noi possiamo applicare, la misura amministrativa che può applicare il questore, che può riguardare non solo, come tutti sanno, il divieto di accesso agli stadi per la violenza negli stadi, ma anche il divieto di accesso in locali pubblici per chi commette reati in quell'ambito o in determinati ambiti cittadini, quindi togliendo quelle persone dalle zone dove creano maggiori problemi. Più chiaro Però di così non poteva essere il dottor Lacquaniti, grazie anche per averlo spiegato molto bene, si sta cercando di fare dei passi avanti. Ecco, Marcello, invece la burocrazia, ecco, questo mondo delle fragilità che si scontra con una burocrazia sempre più pesante, ecco, diritti che hanno queste fragilità ma scritti sulla carta, poi quando devi metterli in pratica non ci sono o fai una fatica enorme. Molta ecco, fatica, prego. Infatti è vero, con la mia compagna stiamo facendo un percorso da anni, perché ormai Sebastiano ha 10 anni, un percorso da anni dove praticamente dobbiamo sempre combattere ogni giorno con questa burocrazia, perché si parla, ma poi alla fine se ti danno un 300 euro per una cosa che puoi aderire, eccetera, devi avere un ISEE sotto i 6.000 euro, cosa quasi impossibile da trovare ogni giorno. Devo dire però da parte nostra che in questi ultimi 2 anni, avendo lottato e lavorato, abbiamo avuto anche la fortuna e la competenza, per esempio per quanto riguarda la scuola di Sebastiano, che ringrazio, di Spregiano, che ringrazio la maestra che lo sta seguendo, la Maria Teresa, l'assistente sociale, la Delia, che sono delle persone squisite, dove praticamente stanno facendo crescere anche loro, perché ovviamente in tutti quanti, molto bene Sebastiano, rendendolo sempre più autonomo, e lui piano piano sta migliorando. Impara Perché molto. Perché lo intrigano, sì, lo esatto. rendono protagonista. Sì, molto, lo mettono sotto, tra virgolette diciamo, sotto pressione anche loro, perché in alcuni casi con noi a casa non vuole fare delle cose, ma con la maestra, con l'assistente sociale le fa, anche con la stessa babysitter che ogni tanto per prendere un po' di respiro glielo diamo, fa delle cose che a casa non fa. Cosa vuol dire essere genitore 24 ore su 24? Perché è quello che voi fate con questi bambini, con questi ragazzi. Voi siete presenti 24 ore su 24. 24 ore su 24, non possiamo lasciarlo da solo in nessun ambito, quindi viene seguito, lui si può perdere quei 3, 4, 5 minuti a fare una cosa da solo, ma poi deve essere sempre lì con l'occhio a guardarlo, ovviamente, Sebastiano. E per fare questo, questi genitori che controllano, che aiutano questi figli 24 ore su 24, che fa far questo è l'amore per questa creatura che è fragile, che è indifesa. Ecco, tu cosa vorresti dire a quei ragazzi che il dottor Lacquaniti magari con tutte le sue squadre ferma per strada e poi il genitore prende l'avvocato, dice non è mio figlio, ma è una bravata. Ecco, cosa vorresti dire a questi genitori invece che non guardano i loro figli, che non li controllano, che non li ascoltano?
A me è successa una cosa sempre con Sebastiano. Veloce perché manca un minuto. Sì, con Sebastiano, dove praticamente ci sono stati dei ragazzini un po' più grandi di lui che l'avevano, tra virgolette, preso di mira, e poi mi sono presentato io e ho detto siete fortunati di essere nati così. Questa è la risposta che ho detto loro. E loro cosa hanno fatto? Uno si è messo a ridere, uno si è girato e sono andati via. Grazie a Marcello Meneguzzi, queste sono le storie che dovete ascoltare. Dottor Lacquaniti, un saluto velocissimo. Grazie della vostra opportunità e spero più cari e affettuosi auguri da padre al tuo ospite, che mi ha commosso nel suo racconto e gli sono molto vicino. Grazie Presidente. Grazie veramente al dottor Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia. Grazie a Marcello Meneguzzi, papà del meraviglioso Sebastiano, che saluto e abbraccio. Ciao bellissimo ragazzo, ciao, ti voglio un mondo di bene. Ciao, e adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Mirella, che cosa ci fai seduta qui fuori? Sono seduta perché sto aspettando un'altra persona, oggi è giornata di Banco Solidale, che ha bisogno del nostro aiuto. Perciò adesso io sto aspettando Dino che arrivi, eccolo qua. Povero il mio Dino. Ciao Dino. Ciao caro. Ciao. Ciao caro. Allora, vieni qua con me, ci sediamo un po' Dino, raccontiamo un po', vieni qua. Allora, Dino purtroppo ha un male molto importante, è stato operato diverse volte, al mercoledì quando può viene al Banco Solidale perché con 440 euro di pensione non ce la fa a vivere, ha una compagna però non ce la fanno a vivere. Come ripeto, Dino è molto ammalato e lui ha chiesto aiuto alla Mirella. E allora noi siamo qua. Allora Dino purtroppo parla molto poco perché ha avuto questa operazione alla gola, perciò cercheremo di capire. Come stai? Stavo aspettando altri 2 interventi. Stai aspettando altri 2 interventi, sempre alla gola Dino? No. Un eurisma all'aorta e un altro tumore alla vescica. Purtroppo il male ogni tanto si sveglia anche a quello, che se stasse a dormire una santa, chi che dovrebbe dormire si sveglia, chi che dovrebbe svegliare dorme. Stiamo proprio bene. Allora Dino, mi ho cercato di spiegare un attimino la tua situazione, perché ti mi hai detto, Mirella, mi 440 euro non che faccio. Mi per carità mi passa anche medicine e roba, ma ho bisogno anche di viva con mia compagna. Lavoro, vari in che stati che sono, mia compagna lavora quasi niente e mi devo viva. A mia compagna, sei 28 anni che sei iscritta in provincia, non era mai chiamata. 28 anni che si è iscritta in provincia e al ufficio colcamento di Semmo, col Ghiera, e non è stata mai chiamata una volta. Ecco, io voglio denunciare sta roba qua, perché dice, ma se è possibile che in 28 anni non sia una volta arrivata una telefonata per mettere in qualche posto, visto le condizioni che sono anche a me, ma guarda che hanno forza di lottare. Io va sotto operazione come povero, come niente, varie volte mi dice, Mirella, guarda che non se vediamo perché ho da operarmi. Ecco, è anche caldo e se è venuto su pian pianetto. Ascolta Dino, per te cosa vuol dire il Banco Solidale? Tutto per sì, bravissimi, specialmente di un grande aiuto a gente che ha bisogno. Ti saresti mai aspettato di trovare così tanti veneti che vengono a farsi a borsa di spesa? Dici perché ti te vedi qui oggi? No, davvero. Non ti saresti mai aspettato una situazione del genere? Perché sembra che noi altri aiutiamo i stranieri, quei col colore diversi, che si dica quanti veneti che vengono qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Che c'è tanti veneti come me che vengono qua. Ascolta, è ora Dino, noi altri, è inutile che ti facciamo tante domande, che mo pensare di date l'assegno a te sta settimana, perché so che te ha tanto bisogno di sto assegno, perché te ha diverse robe da pagare. E ora cosa sai che te vuol dire Dino? Ringrazio te che sei dentro le straffe a tutti quanti e sono contentissimo e
perché ti permetterà di respirare un fiammeglio, anche se ti fa fatica, ma questo ti aiuterà una santa a respirare. Pensa che domani a boita del gas, a quarta rata. La quarta rata della boita del gas da pagare. È l'ultima periodo. Ora siamo arrivati giusti con questo assegno, caro Medina. Ecco, queste sono le nostre persone che bisogna assolutamente aiutare. Guarda Roberto, te casa preparava le borse, dai che andiamo. Ciao Dino, ciao caro, ciao.